buongiorno e ben ritrovati in diretta ancora su Antena 3 con la nostra edizione straordinaria per seguire in diretta l'evolversi della situazione, dell'emergenza maltempo, di questo Veneto in ginocchio sofferente che abbiamo raccontato quasi ininterrottamente in queste ormai 6 giornate. Ringraziamo da subito anche i telespettatori che anche questa notte hanno continuato a scriverci, a inviarci segnalazioni. Se volete aiutarci anche questa mattina fatelo pure utilizzando come sempre la pagina Facebook di Antena 3. Ora è comparso, e ringrazio Andrea Basso, il conto corrente IBAN del Veneto in ginocchio. Sapete quello che è stato attivato dalla mezzanotte poi di oggi, quindi ancora bisogna attendere qualche ora, sarà attivo il numero di SMS, il 455000. Ma ci colleghiamo subito con Tiziana che vedo all'aeroporto di Belluno. Ancora buongiorno Tiziana Bolognani, Francesco Ceron, perché Tiziana tra pochissimo ci sarà la conferenza stampa di Zaia con il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli. Tiziana. Sì Ferdinando, come hai detto tu, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli è atteso a momenti in elicottero con un'Augusta Westland 139, arriverà qui nella pista di atterraggio del nucleo elicotteri all'aeroporto di Belluno per presiedere un vertice tecnico operativo con tutti i soggetti, con tutte le forze che da lunedì sono in campo per gestire questa emergenza in provincia di Belluno, un'emergenza che sembra infinita anche se oggi in maniera molto provvidenziale le condizioni meteorologiche stanno migliorando e stanno garantendo anche delle finestre importantissime su tutto il territorio. Sarà così possibile ricominciare a volare, a mettere in volo gli elicotteri che potranno portare rifornimenti, viveri, potranno portare attrezzature, materiali laddove nei comuni, in quei territori che risultano ancora isolati, e sono tanti, l'abbiamo detto ancora ieri sera. E soprattutto in Agordino e in Comelico la situazione è drammatica e non è un eufemismo. Ci sono ancora persone non raggiunte dall'energia elettrica, ci sono persone che non hanno l'acqua, non sono raggiunti dall'acqua perché il maltempo ha sradicato, ha cancellato ogni segnale di condotte dell'acquedotto che serve i comuni dell'Alto Agordino, che hanno oggettivamente cambiato fisionomia. Non ci sono più i luoghi che noi avevamo imparato ad amare e a vedere, e la situazione, come ha detto questa mattina nelle primissime ore il sindaco di Rocca Pietre, è talmente d'emergenza, è talmente inquietante che se non sarà possibile nelle prossime ore porvi rimedio, lui sarà costretto a emettere un'ordinanza di evacuazione, di sgombero dell'intero paese, perché è evidente che le persone non possono continuare a vivere in condizioni così precarie e soprattutto senza niente. Ricordiamo che il vento che lunedì sera ha soffiato con raffiche di 190 km all'ora in quei luoghi ha completamente devastato l'intero territorio, ha interrotto i collegamenti, l'acqua ha causato le frane, l'acqua ha divelto tutto quello che ha trovato lungo il suo percorso, la viabilità è fortemente compromessa. In questo momento sto cominciando a sentire i rotori dell'elicottero ed è assai probabile che dalla vallata di Vittorio Veneto cominci a vedersi, probabilmente noi lo stiamo vedendo in questo momento, il puntino con l'elicottero su cui sta volando il capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli assieme al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che assieme all'assessore regionale Bottacin presiederà questo incontro. Ricordiamo c'è un'unità di crisi istituita in tempi diciamo così non sospetti ma già di preallerta, di preemergenza a partire da domenica, e da lì, da quel giorno, da domenica scorsa si sta lavorando ininterrottamente su tutti i fronti.
l'elicottero si sta avvicinando, atterrerà, quindi tra poco dovremo anche spostarci di qua perché giustamente per motivi di sicurezza non possiamo stare nei pressi della zona dell'atterraggio. Ci sposteremo poi nella sala, vi manderemo per intero, integralmente, la conferenza, il punto stampa che terranno Borrelli, Zaia e Bottacin, e avremo modo di sapere come si intende procedere di qui in avanti nei prossimi giorni, che sono i giorni cruciali, i giorni in cui bisogna davvero stringere i denti e fare in modo che tutti siano pronti sul campo. È inutile dirvi che la macchina del volontariato, della solidarietà che si è messa in moto in provincia di Belluno è davvero encomiabile. Ci sono persone che a titolo di volontario, per l'appunto, stanno mettendo a disposizione posti letto, stanno mettendo a disposizione la loro cucina, docce, le prese per caricare i telefonini. La situazione è in fase di miglioramento per quanto riguarda la corrente, l'energia elettrica, ma ancora non basta. Io adesso chiedo a Francesco Ceron, perché ci dobbiamo spostare, di riprendere proprio l'elicottero che vi dicevo essere un Augusta Westland 139 su cui sta viaggiando il capo del compartimento della Protezione Civile Nazionale Borrelli. Angelo Borrelli, che evidentemente sono riusciti dunque oggi a fare il sopralluogo insieme. Le condizioni meteo sono lievemente migliorate, questo era importante perché appunto il sopralluogo era a rischio ancora per le condizioni meteo avverse, soprattutto per le nubi basse. Vediamo ancora se Francesco riesce a inquadrare l'arrivo di Luca Zaia, pronti per la conferenza stampa che tra pochissimo seguiremo insieme a Tiziana Bolognani. Vediamo, ci sarà probabilmente anche Giampaolo Bottacin, assessore regionale alla protezione civile, forse no, questo erano vigili del fuoco? Non mi sembra. Infatti, Tiziana, non è questo, non è questo. Non è questo, falso allarme, non è questo, confermo. Non è questo, ci avevano fatto spostare, ci avevano fatto spostare, ma in effetti è l'elicottero dei vigili del fuoco. Credo che potrebbe essere questione di momenti l'arrivo del capo compartimento della protezione civile. Allora, vi stavo dicendo della macchina della solidarietà che si è mossa con davvero in modo encomiabile in provincia di Belluno. Tutti hanno messo a disposizione ciò che hanno ed è stato veramente una valanga di affetto rivolta nei confronti delle genti che in questo momento stanno soffrendo, le popolazioni dell'Agordino. Vi ricordo che c'è ancora un'altra zona dell'Agordino verso la sinistra del Cordevole, Voltago, Rivamonte, Gosaldo, che stanno vivendo una situazione davvero di estrema emergenza. Le strade non ci sono più, non c'è praticamente più niente, le case, molte case in quella zona sono state scoperchiate. Ieri vi raccontavamo di avere visto boschi, interi boschi completamente rasi al suolo. Di questa immagine, l'immagine dei boschi che non ci sono più in provincia di Belluno, più del 40% della superficie boschiva, dell'area boschiva della provincia di Belluno è andato completamente distrutto. Ci vorranno decine e decine di anni per riportare la situazione a com'era fino a domenica, lunedì mattina, anzi possiamo dire lunedì pomeriggio, perché l'uragano che ha stravolto il bellunese si è scatenato davvero in pochissime ore nel tardo pomeriggio, proprio nel momento in cui l'ARPAV di Arabba aveva visto e notato l'occhio viola, quello è il colore dell'emergenza massima, del ciclone che si stava avvicinando con una potenza inaudita, stava scavalcando le montagne, le nostre Dolomiti, e si stava avvicinando verso le vallate dell'Alto Agordino
e poi del Bellunese. La furia del vento che è arrivata, si è infranta sul territorio del Feltrino, della vallata bellunese del Feltrino, lasciando una immagine davvero inquietante a Feltre. Ve l'avevamo fatto vedere martedì sera proprio di fronte all'ospedale, se ricordate quel viale che una volta era alberato e che consentiva la sosta, un lungo viale alberato che consentiva la sosta alle auto. Ecco, sembrava un cimitero d'auto, perché gli alberi sono stati abbattuti come fuscelli, sono caduti come birilli addosso alle macchine, non hanno più lasciato niente. Ieri gli operai comunali hanno potuto rimuovere tutto il legname e l'immagine che oggi rimbalza nei social, su Facebook soprattutto, le sta trasmettendo e postando l'amministrazione comunale di Feltre, ci danno l'idea di che cosa è successo. Non c'è più niente. E l'abbiamo detto, stringe il cuore ancora di più se in queste vallate abbiamo abituato a confrontarci, no? ci siamo abituati a confrontarci con panorami incredibili che per il momento non ci sono più, ma che sicuramente torneranno a rivivere e a garantire ancora una volta alla provincia di Belluno una sopravvivenza, una provincia che è sempre stata martoriata, isolata e martoriata dal punto di vista delle condizioni climatiche e delle emergenze che ci sono state, una su tutte, lo ricorderete. Ne abbiamo celebrato l'anniversario poche settimane fa, la tragedia, il disastro del Vajont. Di lì in avanti è stata un'emergenza continua, il territorio, tutti l'hanno sempre detto, hanno sempre cercato di inviare queste grida di aiuto e di richiesta di manutenzione, di prevenzione per evitare le tragedie. Da lì in avanti è stata una tragedia continua. Il territorio, la montagna di per sé è fragile, deve essere tutelata. Vi ricordo che la gran parte delle Dolomiti bellunesi è patrimonio UNESCO. L'UNESCO in questi giorni sta monitorando la situazione. Le immagini che UNESCO ha inviato in tutto il mondo stanno rimbalzando anche nei media internazionali. Ho visto servizi di CNN, BBC che si sono concentrati sul territorio, su un territorio cancellato dalla furia del maltempo. Ferdinando, stiamo aspettando l'arrivo del capo della Protezione Civile, qui ci sono schierate tutte le forze in campo, c'è la Protezione Civile regionale, la Protezione Civile nazionale, ci sono i responsabili, più alti responsabili delle forze dell'ordine e delle forze armate. Ieri vi abbiamo detto, vi abbiamo mostrato, è arrivato l'esercito per trasportare con i suoi mezzi, che sono evidentemente più potenti sul territorio, ruspe, generatori. Un elicottero dell'esercito ha fatto la spola per trasportare i generatori di corrente elettrica per raggiungere le località che sono ancora prive di corrente, prive di luce. Ci sono i problemi che vi avevo riferito ieri sera, che riguardano la viabilità. Ieri il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, ci ha detto: bisogna stringere i denti, dobbiamo andare avanti, siamo sicuramente convinti che ce la faremo, ma ci vorrà del tempo. Quanto? Proprio alla tua domanda, Ferdinando, quanto tempo ci vorrà affinché questa emergenza possa dirsi superata? Quanto ci vorrà? La domanda è difficile, la risposta è difficile, difficilissima. Perché oggi c'è una finestra di cielo sereno e quindi oggi c'è la possibilità di cominciare a intervenire in maniera sicuramente più importante nei luoghi, nelle località che sono isolate, e però le previsioni del meteo continuano a indicare condizioni non ottimali. Sappiamo, è arrivato novembre, eravamo stati graziati in provincia di Belluno con un ottobre con temperature che erano al di sopra di quelle che abitualmente noi siamo abituati a percepire in
in primavera. Pensate che il giorno dell'incendio, lo ricorderete, in Valle di San Lucano, il Föhn, il vento caldo che scende, che si incanala dalle Alpi, aveva fatto schizzare la colonnina del termometro a oltre 30 gradi a Belluno, cose evidentemente mai viste, ma era una situazione inquietante, e i vecchi, quelli che hanno sempre osservato con l'occhio della storia, con l'occhio storico, con l'occhio della tradizione, l'avevano detto. Queste temperature, questa situazione è presagio di sventura, purtroppo anche loro hanno avuto ragione, e il disastro, il dissesto, il flagello che noi stiamo registrando puntualmente si è manifestato in tutta la sua gravità, in tutta la sua violenza. Noi oggi qui a Belluno, io con Francesco Ceron e so anche il collega Lucio Zanato, cercheremo ancora una volta di documentarvi, di raggiungere compatibilmente con la disponibilità che ci verrà data per raggiungere i luoghi che in certi casi sono off limits alle auto. Cercheremo di raggiungere, di farvi vedere che cosa sta accadendo nella nostra provincia, nei luoghi che ancora non siamo riusciti a raggiungere. Sul versante della frana del Tessina, ve ne abbiamo parlato giovedì, la frana del Tessina, la colata sta scendendo dal Monte Teverone con la sua solita lentezza, l'abitato però si sta incanalando nella valle che è stata realizzata artificialmente proprio a protezione dell'abitato di Lamosano, che si affaccia esattamente sul versante della frana. Giovedì, ma addirittura mercoledì sera, fra mercoledì sera e giovedì mattina c'era stata una allerta e si era avvertita la necessità di evacuare l'abitato di Funesse e di Chies dal Pago. Così fortunatamente non è stato, ci siamo stati, abbiamo verificato qual è la situazione, la popolazione che è abituata a convivere con questa frana. Ti interrompo solo un istante. Pronto? Intanto perché quando tu hai citato abbiamo cercato in effetti questi video, sia BBC che CNN, e li abbiamo mostrati in diretta mentre tu ci raccontavi la situazione della montagna. Quello che volevamo capire dunque, ti risulta che Luca Zaia e il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli siano in volo sulle zone bombardate, perché di fatto di questo stiamo parlando, oggi c'è l'intervista, l'abbiamo sentito più volte anche noi in diretta Luca Zaia utilizzare termini di questo tipo: la nostra montagna è sull'orlo del burrone, servono soldi, tanti, una miliardata, ha detto così. Ti risulta che comunque ora siano in volo insieme in modo che Zaia possa mostrare a Borrelli... Senti, guarda, facciamo... Vai. Facciamo una cosa molto semplice, intanto sta arrivando un elicottero, adesso non lo so se è questo, non vorrei darvi un altro l'ennesimo falso allarme. Sì, lo vediamo, potrebbe essere questo, però non vedo avvicinarsi nessuno in questo momento, fatto salve naturalmente i tecnici. Vediamo se è questo l'elicottero, però guarda, facciamo una cosa molto semplice, io lo domando, se mi dai un attimo di tempo, lo domando al portavoce del Presidente della Regione Luca Zaia Parmegiani, il Presidente con il capo compartimento della Protezione Civile. Stanno già effettuando il sopralluogo in questo momento nelle zone maggiormente colpite dal disastro? Sì, si temeva che non riuscissero a farlo per vedere le nubi, ma le nubi si sono abbassate, è uscito un bel sole, quindi hanno prolungato il sopralluogo. In questo momento dovrebbero, secondo quello che ci ha detto il pilota, provenire da Alleghe e dovrebbero atterrare fra pochi minuti. Grazie a Carlo Parmegiani, che è portavoce del Presidente della Regione Luca Zaia. Allora, l'avete sentito, approfittando di questa finestra che sta, del fatto che si siano alzate le nubi, approfittando di questa finestra che sta concedendo il tempo, il clima su Belluno, le nubi si sono alzate
Armate è stato consigliato evidentemente di fare il sopralluogo proprio prima dell'incontro del punto stampa, così che il capo Borrelli potrà essere, come dire, anche più preciso nelle comunicazioni che dovrà fare al territorio bellunese, ai vertici della regione e ai vertici della protezione civile, delle forze armate, delle forze dell'ordine, del volontariato in campo, che stanno lavorando indefessamente, ha detto Giampaolo Bottacin, da domenica senza sosta sul territorio. Se arriva da Alleghe è probabile... Vai. Non ti ho sentito. No, dicevo, ecco, se arriva da Alleghe il presidente della... Sì. Ok, se arriva da Alleghe è ipotizzabile che l'elicottero possa arrivare dalla parte della mia, qui alla mia destra, potrebbe farsi vedere proprio da questa parte l'area dove sorge l'area dell'aeroporto di Belluno. Sta esattamente sotto il Monte Serva, alla mia destra il Monte Serva è la montagna di Belluno, dietro c'è il gruppo dello Schiara, alle mie spalle le montagne dell'Alpago e ancora alla mia sinistra il colle bellunese del Nevegal, pure lui devastato dalla furia del maltempo. Lì ci sono i rifugi, le piste da sci sono stati completamente travolti dal vento, addirittura c'è il rifugio sul colle Visentin, che è quello che vedete nelle immagini più alla destra delle immagini, dove ci sono anche moltissimi ripetitori. Vedete, ci sono due colli alla mia destra e poi alla sinistra del vostro schermo, mi immagino in questo momento. Lì ci sono i rifugi, ci sono i luoghi dove i turisti, gli sciatori, i camminatori della montagna si rifocillano dopo le gite. Lì però c'è anche il cuore pulsante della comunicazione a servizio della provincia di Belluno. Lì ci sono i ripetitori, ci sono le parabole e lì ci sono stati moltissimi danni anche alle strutture che le televisioni nazionali e locali utilizzano per poter servire, per rimandare le proprie immagini in tutta la provincia di Belluno. Allora, stiamo sentendo ancora... Si mette in moto l'elicottero dei vigili del fuoco, non sappiamo se si sposterà, perché è evidente anzi sono convinta che in questo momento sia pronto al decollo, ed è l'elicottero dei vigili del fuoco, e molto probabilmente l'elicottero dei vigili del fuoco andrà a raggiungere una delle località in difficoltà nella provincia di Belluno. Vediamo quale direzione sta prendendo, si sta allontanando. La direzione potrebbe essere quella del centro Cadore e del centro Cadore Comelico. Ecco, questo... Tiziana, oltre 200 gruppi elettrogeni sono stati posizionati, sì. No? Intanto questo elicottero si è alzato in volo senza portarne un altro, quindi inevitabilmente può essere letto come un buon segno. Hai qualche notizia in più su quelle che erano ancora 9.600 utenze staccate sino alla tarda sera di ieri? Qualcuno ti ha riferito qualcosa di importante, perché ovviamente anche questa è una svolta di ritorno alla normalità per molti, e dopo 6 giorni di vera emergenza. Sì, ieri sera il Presidente della provincia Roberto Padrin, al termine della riunione qui al centro di coordinamento dei soccorsi all'aeroporto di Belluno, ci aveva riferito che avevano avuto la certezza, la raccomandazione dell'impegno dell'Enel per l'intervento notturno per il ripristino di almeno 7.000 utenze, e quindi, se così è stato durante la notte, le utenze scoperte dovrebbero essere ancora solamente 2.000. Non ne abbiamo però la certezza, perché per l'appunto si sta attendendo, si sta aspettando che
anche il Presidente della Regione Zaia arrivi, ecco ci stanno spostando, il Presidente della Regione Zaia arrivi per parlare con i tecnici qui al tavolo al CCS di Belluno. C'è un altro elicottero che si sta apprestando, che si sta avvicinando nell'area del nucleo elicotteristi dell'aeroporto di Belluno. È un elicottero rosso, come potete vedere, non so se a questo punto sia quello su cui sta volando il capo compartimento nazionale della Protezione Civile Borrelli assieme al Presidente della Regione. Credo che ce ne renderemo conto al più presto. Intanto ci hanno allontanato. Evidentemente ci sono chiari motivi di sicurezza e il ritorno in vallata del Presidente Zaia assieme al capo Borrelli sarà sicuramente motivo per raccogliere il primo impatto, le prime impressioni del massimo funzionario della Protezione Civile Nazionale, che, lo ricordiamo, da subito ha garantito supporto alla Protezione Civile regionale, all'unità di crisi che è stata istituita nella sede di Marghera a Venezia. E allora adesso vediamo se riesce a riprendere con immagini di Francesco. Il momento, sì, li inquadriamo, sì. Adesso chiedo a Francesco, esatto, chiedo a Francesco di zoomare, di vedere se è questo. Mi sembra di capire ancora no. Questo potrebbe essere, da come Va bene, aspettiamo. Sembra, devo dire, veramente uno scenario di guerra, cioè sembri realmente inviata, come abbiamo visto anche nelle immagini dei giorni scorsi, da una zona bombardata. Poi questo continuo andirivieni di elicotteri, perché sappiamo 3 della regione, 2 dei vigili del fuoco, lì ne vedo anche dei carabinieri. Insomma, in questi giorni l'unico modo per raggiungere molte località ancora isolate ovviamente era l'elicottero. Possiamo dire nulla? Tiziana, hai preparato la tuta da pilota anche tu oggi? Non è escluso. Non è escluso che possa indossare una tuta, se non da pilota, perlomeno da passeggera. Però adesso con Francesco, se Francesco si sposta e mi segue, vi faccio vedere dall'esterno, l'abbiamo sempre visto più o meno al buio in queste ore, vi faccio vedere qual è la sede del centro di coordinamento soccorsi di Belluno. Davanti ci sono tutte le auto e i furgoni della protezione civile, c'è un andirivieni di persone, all'interno c'è una sala dove ci sono moltissimi operatori, ognuno ha il suo compito, ognuno deve raccogliere le informazioni che poi vengono inviate immediatamente all'unità di crisi a Marghera. In tempo reale si può monitorare la situazione del tempo, si monitorano le condizioni delle strade e c'è un continuo, oltre che via vai di persone, un continuo flusso di notizie che proprio qui in questo cuore pulsante della sala operativa di Belluno confluiscono. Ci sono evidentemente anche moltissimi volontari della protezione civile, sono persone che non stanno dormendo da giorni e che si sono messe a disposizione anima e corpo per essere vicini alla popolazione che in questo momento sta maggiormente soffrendo. Allora vi ricordo le zone maggiormente disastrate in provincia di Belluno, a partire da sud, la vallata feltrina con Villaga che ha moltissime case, con moltissime case scoperchiate, poi c'è tutta la vallata feltrina con lungo la viabilità che conduce, che porta al Primiero Arsier, e poi a risalire sulla parte destra della provincia verso ovest la vallata dei Monti del Sole, quindi la vallata di Sospirolo, Agordo, Taibon, Voltago Agordino, Rivamonte, Frassenè, Cencenighe, Agordo stesso, e poi a salire ancora
Selva di Cadore, Arabba, Rocca Pietore, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, per restare dalla parte ovest della provincia. Se ci spostiamo invece verso est, abbiamo avuto il problema grave sin dalle prime ore ad Alverà di Cortina, dove il rio che l'anno scorso nel 2017 aveva causato una vittima durante uno dei tanti temporali estivi che colpiscono la montagna. Il torrente era trascimato e si era portato a valle, lo ricorderete, macerie e fango a non finire. Questa volta si è rischiato e si è temuto il peggio, ci sono state qualcosa come 8 ruspe che hanno lavorato senza sosta nell'alveo del torrente Bigontina per liberarlo dai detriti che scendono dalla montagna, ma soprattutto per evitare che i detriti si fermino sotto i ponti e che creino l'effetto, che provochino, come dire, il cosiddetto effetto diga. L'abitato di Alverà è stato evacuato immediatamente dal sindaco di Cortina e la situazione però, ci dicono, è in netto miglioramento. Permangono ancora evidentemente dei problemi, ma diciamo così che Cortina può tirare un sospiro di sollievo. Va peggio, è andata peggio verso San Vito di Cadore, verso Borca e ancora a valle, a Vallesina, una frazione di Valle di Cadore è stata evacuata nei giorni scorsi, e poi risalendo la vallata verso il centro Cadore e il Comelico ci sono stati problemi a Vallesella di Domegge di Cadore, il cuore pulsante delle occhialerie del nucleo storico del distretto dell'Occhiale bellunese. Ci sono stati problemi a Vallesella di Cadore, poi ci sono stati problemi a Lozzo. Se ricordate, ieri ci siamo fermati al bivio della strada che porta al Passo della Mauria e quindi che conduce in Friuli Venezia Giulia verso Udine, strada chiusa, la 52 Carnica, e sulla 51 bis di Alemagna ci siamo poi inerpicati ancora su per la montagna per arrivare prima ad Auronzo di Cadore, dove vi abbiamo fatto sentire la voce del sindaco e del responsabile della protezione civile locale, che ci hanno raccontato quali sono state le emergenze anche in quella zona. Si è rimasti senza luce per tantissimi giorni, il lago che evidentemente fa paura, l'esercito che sta lavorando per sghiaiare il torrente che si è riempito di detriti e che però alla fine si svuota, finisce, confluische dentro il lago. In questo momento la preoccupazione maggiore anche dei laghi del Cadore è che potete recuperare le immagini che c'è una foto emblematica che ho postato questa mattina, ripostato prima di partire su Facebook. C'è un lago in Comelico che è completamente, la superficie è completamente, totalmente ricoperta di tronchi d'albero e debbono essere rimossi con tutta evidenza, perché la situazione rappresenta un pericolo imminente. Poi ci siamo spostati, vi abbiamo fatto vedere Santo Stefano di Cadore, che è ancora isolata, la strada è aperta a senso unico alternato e solo in determinate fasce della giornata, e per raggiungerla bisogna percorrere un sentiero di montagna che è stato liberato da 3 importanti smottamenti di detriti e di fango che scendono dalla montagna, ma che però, messi in sicurezza, consentono il transito e hanno tutto sommato tolto Santo Stefano dall'isolamento. Non siamo riusciti ad arrivare ancora in Valle di Zoldo, perché la strada è stata riaperta a senso unico alternato solo nella tarda serata di ieri. Lo faremo sicuramente quest'oggi per farvi vedere anche lì qual è la situazione. Se è stata liberata la strada, dovete rendervi conto che da lunedì tutta la vallata zoldana è stata totalmente isolata. La 251 era l'unico sfogo, l'unica via di accesso, perché i passi sono chiusi e quindi non è possibile arrivare a Forno di Zoldo, a Zoldo Alto, a Dont, a Fornesighe, a Pecol, in tutte le località della vallata zoldana in altro modo.
sindaco ha detto grazie a tutti quelli che si stanno prodigando e ha trasmesso appelli affinché le strade vengano evidentemente liberate. Anche in Zoldo ci sono gravissimi problemi che riguardano l'energia elettrica, che riguardano le condotte dell'acqua, l'acquedotto, insomma abbiamo detto una catastrofe, è stata veramente una catastrofe naturale, si poteva evitare, non si sa, è stato il maltempo che ha colpito il Bellunese è stato talmente improvviso quanto violento che è una fortuna che chi doveva occuparsene anzitempo ha iniziato a dare l'allerta, a richiamare tutti alle proprie responsabilità, a partire dall'invito di restare a casa, di non muoversi evitando di percorrere le strade statali che sono... Allora, torniamo da te sì. Tra pochissimo. Tu appena vedi o senti l'elicottero in avvicinamento, interrompi subito la linea, chiamaci in modo che si possa tornare subito da voi. Ti sei commosso raccontando dei tuoi posti, o sbaglio? Un po' sì. Non sbagli, assolutamente no. Dai Tiziana, non sbagli. Sì, lo so, immagino, e l'abbiamo capito in questi giorni che sono stati duri, lunghissimi, poi soprattutto per te che sei impegnata in questo lavoro e che sei di quelle zone. Allora ti diamo tregua qualche istante, grazie davvero a Tiziana e Francesco. Vi faccio vedere, siccome purtroppo ecco, il profilo di Tiziana non riusciamo a mostrarvelo, ma abbiamo condiviso le foto, per esempio questa, adesso vi dico Viale Gaggia, vicino all'ospedale cittadino di Feltre, credo fosse poi quella che citava prima Tiziana. Così era prima e così è oggi. Guardate, è impressionante, cioè quegli alberi che prima c'erano ora non si vedono più, sono una distesa continua, nemmeno uno ne è rimasto in piedi in questa fotografia che state vedendo. Poi c'era appunto anche il video, il servizio della CNN che vi abbiamo mostrato poco fa. Intanto, mentre continuiamo a vedere le immagini, vi racconto ancora un po' di quel che è emerso nelle ultime ore. Anche nelle interviste più volte è intervenuto il governatore Zaia ai nostri microfoni nella giornata di ieri, dicendo quanto oggi riportano anche i quotidiani. Per esempio c'è un'intervista di Alda Vanzan, il quotidiano diretto da Roberto Papetti, il Gazzettino: la nostra montagna sull'orlo del burrone, servono soldi, tanti, e parla di un piano Marshall il governatore Zaia. Qui c'è bisogno di strade nuove, il problema non si risolve con i rattoppi. Una miliardata, dice Luca Zaia, di danni ce l'abbiamo, ci sono migliaia di ettari di bosco rasi al suolo che va ripiantumato, oltre al grosso problema di portar via i tronchi. Cosa ne farete di questi tronchi? Chiede Alda Vanzan. Andranno sul mercato, si farà legna da ardere, non lo so, bisognerà anche vedere di chi è la proprietà, se del demanio o delle regole. In montagna sapete che questa è l'organizzazione storica, ma il punto è che la montagna ha perso uno dei suoi valori più grandi, il paesaggio, ce l'ha raccontato più volte Tiziana in questi giorni. Quello che siamo abituati a ricordare non c'è più quel paesaggio, e ora appunto arriva l'appello di Zaia ad aiutare la montagna, come abbiamo detto e sentito anche dalle sue vive parole nei collegamenti telefonici della giornata di ieri. Penso allo schema del 2010 per muoversi. Qui ci vogliono un salvadanaio, un commissario, il coinvolgimento dei sindaci. Ogni sindaco deve raccogliere le esigenze territoriali, deve avere la cassa così da intervenire subito, dice Luca Zaia, mentre continuiamo a vedere le immagini della devastazione del nostro territorio, nella montagna in particolar modo, in attesa di collegarci ancora con Belluno, dove stanno arrivando Luca Zaia e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Sono in questo momento in sopralluogo, ce l'ha confermato il capo dello staff di comunicazione della regione Carlo Parmeggiani, che è al lavoro anche lui giorno e notte in questi giorni, garantendo a noi un'informazione corretta, avendo dati certi, grazie alla loro comunicazione. Saluto e ringrazio Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto. Buongiorno Caner.
Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Siamo in diretta ininterrotta ormai da 6 giorni di fatto. Caner, gli appelli sono stati tanti ad aiutare la montagna. Lei segue il turismo. Sì. Cosa resta del turismo adesso? Beh, è ovvio che in una situazione di questo tipo siamo tutti molto preoccupati. Io ho avuto modo di sentire qualche albergatore e il presidente della sede dell'alberghi bellunese, e ovviamente sono preoccupati anche per la stagione invernale. Ora, a qualcuno può sembrare strano che in un momento come questo di devastazione, come avete descritto voi, si parli di turismo, ma secondo me non è assolutamente no, è per strano, rialzare anzi, quel è territorio. imprescindibile. Esattamente, perché dobbiamo tener conto che questo territorio, questa economia locale vive di turismo. Il turismo non sono soltanto gli alberghi, ma sono anche la ristorazione, il commercio, l'artigianato, quindi diventa fondamentale rimettere in piedi la situazione per far ripartire questa economia. Gli impiantisti per esempio sono molto preoccupati di una cosa: non c'è corrente elettrica ad alta tensione, diciamo, che porti energia elettrica per gli impianti da sci, e questo sarà uno dei primi interventi che dovremmo fare, perché se cominciano i primi freddi gli impiantisti hanno necessità di sparare la neve per cominciare a fare il fondo lì dove non ci sono danni alle piste, perché ci sono anche situazioni dove si sono creati anche danni alle piste da sci, quindi va ripristinato il tutto, vanno tagliati gli alberi che, come abbiamo visto, sono innumerevoli, abbattuti in tutto il territorio, e poi appunto bisogna avere l'energia elettrica potente per poter far andare i cannoni da neve. Quindi questo è un altro tema che dovremo affrontare, oltre alla viabilità, che deve essere ovviamente rimessa in sesto, perché sia per i residenti che per i turisti. Sì, quello prima possibile, d'altronde ci saranno mesi e mesi, no, per la ricostruzione e la stagione invernale alle porte. Certo che sì. Questa è la preoccupazione maggiore che tutti hanno, al di là dei danni privati, perché qui ci sono moltissimi danni pubblici, diciamo, al patrimonio pubblico, no? A parte, come diceva giustamente lei, il paesaggio, quindi gli alberi caduti, ma anche infrastrutturali, e non solo alle strade e alle piste, come abbiamo detto, agli impianti, ma tralicci interi, acquedotti, rischio anche tubature del gas, insomma. Questi sono i danni più grossi che sono avuti. Poi abbiamo anche dei danni privati, perché per esempio proprio nell'area di Alleghe il lago si è alzato e ci sono alberghi e case private che hanno avuto l'acqua all'interno dell'edificio, e quindi ci sono sia danni privati che danni al patrimonio pubblico, insomma. Esatto, vedo qua anche i colleghi del Corriere del Veneto titolano: Belluno, piste cancellate, tralicci caduti, Dolomiti, la stagione sciistica è a rischio, è così? Esatto, è proprio questo il problema. È una corsa contro il tempo, ma comunque l'assessore Bottacin lo sa benissimo, il presidente Zaia anche. È ovvio che adesso avremo bisogno di una grande mano dall'Enel per ripristinare appunto la corrente elettrica, e poi dal governo, che deve intervenire assolutamente con un fondo a disposizione, come diceva il presidente Zaia. Dobbiamo far presto, bene e presto. Guardi, Caner, scusi, la interrompo, ma la struttura di comunicazione del ministro Fraccaro mi fa avere adesso un comunicato. Metteremo in campo ogni misura necessaria per fronteggiare l'emergenza e aiutare i cittadini e le imprese a risollevarsi. A tal fine il governo si recherà nelle zone colpite per assicurare al meglio interventi ad hoc, tempestivi ed efficaci, lo afferma il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro. Rinnovo il cordoglio mio personale di tutto il governo per le vittime del maltempo che sta flagellando il nostro territorio, alle famiglie e alle comunità locali colpite da queste calamità, aggiunge Fraccaro. Esprimiamo la massima solidarietà alle organizzazioni di soccorso, ma ancora una volta tutta la nostra gratitudine per il loro straordinario impegno. Quindi poi abbiamo visto anche l'intervento di Salvini più volte, e Zaia ieri sera ci ha raccontato cosa si è detto con il Premier Conte. Scusi, abbiamo Parmigiani in diretta, le chiedo Venia qualche istante. Caner. Persone. 93, insomma, per fortuna siamo numeri che si stanno ricomponendo. La Gordina è raggiungibile, ma solo con mezzi inferiori ai 200 quintali. I dati vengono comunicati dal coordinatore dell'unità di crisi, l'assessore Giampaolo Bottacin. E poi adesso durante il punto stampa vi daranno altri dati più precisi dopo il sopralluogo. Scusi Parmigiani.
l'Abordino è riaperto di soltanto e manca ancora una decina di minuti. Grazie Tiziana. inferiori ai 200 vitali ovviamente. Allora, se me lo consenti, io ho individuato una collega, si chiama Barbara Paolazzi, è una collega di Radio Club 103 sì, che ha tenuto monitorato la situazione in Cadore. Anche l'assessore Caner, solo qualche istante, scusami Tiziana, torniamo da te. Sì. Allora, intanto c'è un comunicato anche di Veneto Strade, l'abbiamo visto sulle riaperture, c'è anche un'intervista all'Invernizzi, un comunicato. Bene il comunicato del Ministro, bene. Ecco, io poi ho lanciato un'altra proposta e chiediamo che è quella anche di utilizzare i fondi di confine il più possibile, perché i sindaci siano un po' meno egoisti su questo, quelli in generale dell'Unese, che concentrino la maggior parte dei fondi di confine nelle aree colpite. Ah, questo è un appello forte, ok. Secondo me può andare in aiuto rispetto, siccome i danni sono ingenti, non bastano gli interventi a livello statale e lì ci sono parecchi soldi fermi nei fondi di confine che potrebbero secondo me essere utilizzati in maniera strategica sulle aree maggiormente colpite. Questo è semplice da fare, basta che si mettano d'accordo i sindaci del territorio con il responsabile del comitato che è l'onorevole Saviane, e poi la regione è rappresentata dal collega Ciambetti, quindi insomma ci si mette attorno alla tavola e si dà una priorità alle aree colpite. Secondo me è possibile fare questo, visto che ci sono almeno 80 milioni di euro fermi ancora da spendere, cioè che sono stati destinati ai vari comuni ma non sono stati ancora spesi, perché c'è anche difficoltà da parte degli stessi comuni impiegare quei soldi a livello proprio anche tecnico. Secondo me potrebbe essere data la priorità ai comuni che sono stati maggiormente colpiti. Questa assessore, una notizia importante, dovesse appunto poi trovare sfogo, quindi diciamo lei lancia un appello, utilizziamo i fondi per le aree di confine e invece per le zone colpite da questi disastri, e ci sono 80 milioni già impiegati, in realtà già destinati ma mai impiegati, mai spesi. Grazie davvero a Federico Caner, assessore al turismo della regione del Veneto. Tiziana, allora veniamo subito da te, sei con una collega, cosa ci racconta? Sì, allora è Barbara Paolazzi, Radio Club 103, il monitor con le frequenze radiofoniche di tutta la situazione in centro Cadore. Barbara, un disastro? Sì, diciamo che una situazione così il Cadore a memoria d'uomo non se la ricorda. Noi siamo riusciti a monitorare in parte la situazione perché c'è stato un blackout totale, non solo elettrico, ma quello che forse ha pesato anche di più di comunicazione, perché a un certo punto nessuna compagnia, nessun tipo di linea telefonica era operativa. Naturalmente il territorio ha risposto immediatamente, i danni sono per il momento ancora non quantificabili, diciamo che la situazione sta tornando alla normalità, ma ancora questa mattina alcune zone del Cadore erano sprovviste di corrente, anche perché ci sono centinaia di tecnici e operai dell'Enel che stanno lavorando, mi parlavano di 500 persone, anche di notte li abbiamo visti lavorare con la pioggia, con le fotocellule, e stanno cercando di riparare quelli che sono dei danni che sono arrivati di conseguenza dopo naturalmente le problematiche dell'alta tensione e anche sulla bassa tensione a causa delle piante che sono state in un certo senso le protagoniste, purtroppo in negativo, per l'abbattimento anche vicino alle case, molti giardini con alberi sicolari, case danneggiate, scoperchiate, insomma diciamo una potenza che non si vedeva da sempre. Sì, scusa Barbara, adesso credo che proprio sia questo l'elicottero, perché abbiamo visto abbiamo visto posizionarsi il personale del nucleo elicotteristi di stanza qui a Belluno, e l'area di atterraggio è proprio quella davanti a noi. Sospendo per il momento la comunicazione, anche perché difficilmente credo riuscirete a sentirmi, perché si ferma proprio qui davanti e ci spostiamo, ci fanno spostare. Ceron, guardate come riesce a riprendere l'arrivo dell'elicottero in movimento, quindi adesso a terra l'elicottero dei vigili del fuoco, e come facilmente prevedibile lì a bordo c'è il governatore Luca Zaia, il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli, che tra poco riferiranno in diretta ad Antena 3 quella che è la situazione, qualcosa anticipato
il capo della struttura di comunicazione Carlo Parmeggiani della Regione del Veneto, l'avete sentito ai nostri microfoni. Ora vediamo se appunto questo è come immaginiamo l'elicottero giusto, quindi scenderà il governatore Luca Zaia, che seguiremo fino all'interno, dove ci sarà la conferenza stampa. Vedete anche la struttura di comunicazione della Protezione Civile per documentare il lavoro, e quindi con i propri fotografi che in questo momento impallano la nostra telecamera. Vabbè, insomma, poteva anche aspettare. Vediamo, comunque siamo in attesa, il rotore si spegne, quindi ora scenderanno, mi sembra di riconoscere qui a sinistra, ma non ne sono certo, Giampaolo Bottacin, quindi evidentemente l'assessore, insieme a Parmeggiani vedete ha atteso Zaia, quindi evidentemente non era a bordo, sì, mi sembra proprio Bottacin, qui di spalle sulla sinistra, ecco, dei piloti va ad aprire, scende, eccolo qua, il governatore Luca Zaia, che evidentemente ha accompagnato, come immaginavamo, Angelo Borrelli. Ora a impallare la telecamera è Bottacin, ma è l'assessore della Protezione Civile, glielo concediamo. E quindi i saluti di rito, riconoscete Angelo Borrelli appunto al fianco, e ancora il comandante dei Vigili del Fuoco del Triveneto Dattilo, che appunto era insieme a Zaia. Ora tutti gli uomini attorno, gli uomini dell'emergenza, non riesco a capire se è appunto Padrin anche il presidente della provincia. Vediamo Tiziana subito all'assalto, vai Tiziana. Andiamo dentro ragazzi, facciamo dopo, scusate, grazie. Ciao, buongiorno. Solo le prime impressioni, solo le prime impressioni. Dopo, come ha detto il Presidente. 2 ore, abbiamo sentito, ecco, allora avete sentito? 2 ore sì. Che siamo in giro, quindi evidentemente è stato anche un sorvolo molto lungo, Tiziana, perché potesse vedere tutto Borrelli. Sì, certo, è stato evidentemente un sorvolo molto lungo di tutte le zone della nostra provincia. Abbiamo visto arrivare l'elicottero proprio da dove avevo indicato, dalla parte della vallata bellunese, stava arrivando da Alleghe, e adesso a questo punto tutti ci stiamo spostando nell'aula delle riunioni qui del centro nucleo elicotteristi del CCS di Belluno, dove Borrelli assieme a Zaia e Bottacin presiederanno questo incontro tecnico. Io sono pronta anche a sistemare il microfono sul tavolo, di modo che possa giungervi correttamente la voce integralmente dei vertici delle istituzioni regionali e nazionali che stanno entrando in questo momento. Ecco, allora in questo momento Parmeggiani ci sta dicendo che c'è solo un giro di tavolo e poi si esce. E quindi c'è una situazione, come dire, un po' complicata, credo sarà impossibile trasmettervi la conferenza stampa. E allora adesso vediamo che cosa possiamo fare. No, beh, vediamo che cosa possiamo fare. Tiziana, io chiedo al dottor Parmeggiani, credo al dottor giro di tavolo, non è una conferenza stampa, dopo. Esatto, sarà Okay. l'ora dopo, allora, prima evidentemente devono quello che ti posso dire, allora, ecco. E poi riferiranno in conferenza stampa. Sì, allora, eccolo qua, io lascio, allora facciamo così, io lascio Francesco all'interno con le immagini, mi sposto per evitare di intralciare il traffico, e quindi è consentito solo un giro di tavolo, in gergo tecnico solo le prime immagini all'inizio di questo incontro, si farà il briefing, dopodiché ci sarà la conferenza stampa, quindi la conferenza stampa seguirà immediatamente dopo il briefing presieduto da Borrelli, Zaia e Bottacin. E allora aspettiamo qualche istante, Tiziana, non c'è problema, teniamo le immagini di Francesco Geron, state facendo un lavoro strepitoso in condizioni sempre critiche, stiamo lavorando, abbiamo l'esercito presente, la protezione civile, i vigili del fuoco, i volontari di varie regioni per far fronte a una situazione di una devastazione totale, alcune case crollate, un centinaio di strade di viabilità che non c'è più, sempre cose che abbiamo raccontato e detto con lo stesso governatore Luca Zaia in questi giorni, anche ieri sera, ma c'è un lancio d'ansa intervenuto anche a RTL 102.5, si calcolano circa 100.000 ettari di bosco raso al suolo, ha detto la zona colpita delle Dolomiti è patrimonio UNESCO, siamo in ginocchio, l'alluvione che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla regione ha superato la portata delle alluvioni del 1966 e del 2010, ha concluso Zaia. Anche questo, nel dire le cose che diciamo da giorni noi, forse è un modo finalmente per svegliare
non solo il governo, che è quello poi che deve agire, ma il resto del paese, perché si renda conto di che cosa è accaduto nel nostro Veneto, nel nostro nord-est, il vicino Friuli Venezia Giulia, zona del Friuli, nel vicino Trentino Alto Adige, che come sapete piange 4 vittime, lo raccontavamo ieri, il 34enne colpito dal fulmine nei giorni scorsi purtroppo è deceduto ieri mattina, quindi si allunga una lista di un'ondata di maltempo poi su tutta Italia che è stata davvero devastante. E riconosciamo, al di là delle immagini del giro tavolo, in realtà i colleghi però della carta stampata che evidentemente possono fermarsi lì, forse hanno bisogno di qualche minuto comunque per il confronto e preparare la conferenza. Vediamo dunque Luca Zaia, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile Nazionale, il prefetto di Belluno e l'assessore regionale della Protezione Civile che è alla sinistra di Luca Zaia, Giampaolo Bottaccin, e poi il comandante Dattilo e quindi Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Un saluto indifferenziato a tutti i presenti, quindi evito di fare tutta la lista, se no finiamo fra un'ora. Però un ringraziamento particolare al capo della Protezione Civile Nazionale, Eliseo Borrelli, per essere qui la seconda volta che ci incontriamo in Veneto a causa di questo cataclisma, e devo dire che abbiamo voluto questa mattina cercare di fare un blitz, abbiamo, come si può dire, dato tempo perché andando in su diciamo che non si vedeva valle, quindi abbiamo volato sopra le nubi per arrivare nei luoghi teatro di questa tragedia. E ringrazio il capo della Protezione Civile perché ha dato la sua piena disponibilità, siamo scesi, abbiamo visto i territori e anche si è avuto modo anche di avere nuovamente contezza anche per il sottoscritto, la seconda volta che ci vado, di quello che è accaduto nelle nostre montagne. Chi è che ha qualcosa che non va? Non telefonate qui dentro. Ha chiesto se può. Grazie. Grazie. L'Enel ha 5.800 utenze ancora da chiudere, ringraziamo l'Enel. Dicevo, noi Gennaro Borrelli abbiamo sicuramente ereditato una situazione da lunedì a martedì drastica, drammatica, io ho detto il Veneto è in ginocchio, lo è fino in fondo, visto e considerato che dopo il passaggio di questa tromba d'aria, di questa avversità atmosferica, ci siamo ritrovati 160.000 utenze senza forniture di energia elettrica, un totale isolamento della telefonia mobile e anche quella fissa, e ancora oggi abbiamo visto che in quelle zone di telefono non si poteva avere l'utilizzo, e poi il tema dell'acquedotto e di tutti i servizi. Di isolamento anche fisico, visto e considerato che le molte strade, le frane che ci sono state hanno reso impraticabili molte strade. Ancora in questo momento abbiamo 8 frazioni isolate, abbiamo ancora un centinaio di persone evacuate, però la situazione è ancora drammatica. Vi dico questo perché mi diceva l'efficiente assessore Bottaccini, in questo momento abbiamo circa 5.000 utenze ancora da collegare. Però il problema, oltre al collegamento di queste utenze, è un problema generale di affrontare subito questo tema. Qui non si tratta di recuperare, abbiamo visto con il capo della Protezione Civile, non si tratta di recuperare la situazione di un'area industriale, di un distretto industriale che deve ripartire. Lì la fabbrica di quel territorio è il territorio, il paesaggio, il contesto ambientale. Pensare di avere quasi 100.000 ettari, li stiamo contando e per bene, tra l'altro ringrazio tutti quelli che stanno facendo questo lavoro utilizzando le nuove tecnologie, avere quasi 100.000 ettari di bosco che non c'è più, pensare che abbiamo frane ovunque, pensare che abbiamo almeno un centinaio di chilometri di strade da rifare. Sono strade che non esistono più. Siamo andati oggi anche a vedere i serai di Sottoguda, oggi inesistenti, erano uno dei punti di attrazione turistica della Valle Agordina di Rocca Pietra. Sono tutti questi contesti ci fanno dire che dobbiamo intervenire subito. Qui c'è un rischio, non c'è solo il rischio di non recuperare la viabilità, i boschi e gli scantinati e molta ancora, ma c'è il rischio che nel frattempo la gente di montagna se ne vada dalla montagna. Il rischio del spopolamento è il rischio che più ci fa pensare in questo momento. Ieri sera ho parlato con il Presidente del Consiglio, abbiamo fatto una lunga telefonata e ne abbiamo parlato a fondo, oltre a esprimere la vicinanza e a confermarmi che il Gennaro Borrelli lo teneva costantemente informato su quello
che è accaduto al Veneto, il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri hanno contezza della tragedia che sta vivendo il Veneto. E voi sapete che fin da subito noi abbiamo chiesto l'attivazione della Protezione Civile Nazionale e c'è, è stata attivata in tempo reale e quindi il governo ha dimostrato da subito la sua vicinanza, non ultimo domenica scorsa nell'intervenire con la prefettura per la chiusura dei plessi scolastici, quindi delle scuole, anche in tempi non sospetti, qualcuno tentò anche una timida polemica, però voglio ricordare che le scuole sono state chiuse in virtù di modelli previsionali che funzionano in Veneto, abbiamo dimostrato insomma, che i nostri tecnici avevano fatto e fanno un bel lavoro. E il Presidente del Consiglio mi ha detto che in settimana comunque ci saranno i primi provvedimenti. Voi sapete che già il Consiglio dei Ministri e il Governo hanno adottato provvedimenti circa la sospensione di adempimenti fiscali e quindi il procrastinare le scadenze per i territori, per i territori che hanno subito questa tragedia, e in settimana dovrebbe esserci appunto in occasione del Consiglio dei Ministri già dovrebbero esserci le prime decisioni e le prime posizioni da parte del Consiglio dei Ministri. Da parte nostra è ovvio che diciamo che ci servono risorse, ce ne servono tante, abbiamo ben chiara la situazione, qualcuno mi chiede ma quanti saranno i danni, io penso che almeno 1 miliardo di euro di danni in tutto il territorio ce l'abbiamo in Veneto, ce l'abbiamo perché anche facendo dei calcoli spanometricamente sappiamo che danni al patrimonio pubblico e al patrimonio privato cubano più o meno quelle cifre. E se abbiamo risorse riusciamo a partire subito. Abbiamo anche così l'auspicio e esprimiamo così una preghiera pubblicamente di poter avere anche poi, come si può dire, libertà nella gestione commissariale, perché non si tratta di andare a spostare fango o a spostare detriti, ci sono anche quelli, ma si tratta di ripulire centinaia di ettari di bosco, si tratta di spostare tutte queste piante che sono di una mole paurosa, e quindi ci vuole piglio di operatività che è tipico della Protezione Civile Nazionale e spero che diventi, come si può dire, che prenda corpo anche in quello che saranno poi i provvedimenti che si faranno. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e che stanno lavorando. Il sindaco di Roccapietore questa mattina chiedeva ancora volontari, adesso vedremo di capire di mandare su ancora uomini. Ringrazio la Protezione Civile Nazionale. Ringrazio i Vigili del Fuoco, sempre presenti e sempre efficienti. Ringrazio tutte le colonne mobili arrivate dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana e da altre realtà. Ringrazio Enel, ringrazio Terna, ringrazio l'Esercito, sempre presente. Se avete ancora più uomini, benvengano. Insomma, siamo una squadra efficiente e sappiamo tutti che dobbiamo salvare questa montagna. È la montagna delle eccellenze, la montagna, ve lo ricordo, che è patrimonio dell'umanità. Queste sono le Dolomiti, le nostre Dolomiti che sono patrimonio dell'umanità iscritte nella lista dell'UNESCO, per cui la ferita è una ferita grave. Chiudo dicendo che questa visita è stata utilissima per noi appunto per vedere i danni e poi avremo anche le impressioni dall'ingegnere Borrelli di quello che ha visto. Abbiamo visto gente che lavorava, abbiamo visto tante persone da sole, anche in molti casi, che sparavano fango, lì abbiamo visto ancora molte abitazioni con il fango, abbiamo visto desolazione, abbiamo visto anche un paesaggio lunare, e questo è il caso di dirlo, anche se splende il sole, non c'è il sole da quelle parti. Un appello ai cittadini: evitiamo il turismo delle disgrazie, evitiamo di andare a intasare traffico, strade e luoghi della tragedia in queste ore. Non siete d'aiuto per andare lì a far selfie o foto. Io so che i veneti mi ascoltano, attendete che si ripristini bene la viabilità, che queste aree siano visitabili e poi iniziate ad andarci per consumare un caffè, un panino, una gita fuori porta, andare a sciare una mezza giornata, una giornata, un weekend, una settimana. La montagna si aiuta anche così, non abbandonate la montagna veneta. Noi siamo preoccupati del fatto che non serpeggi e non diventi soprattutto una leggenda metropolitana che lì 2 punti non vale la pena di andare perché non c'è più nulla. Noi la faremo come prima e più di prima questa montagna la rifaremo, la recupereremo tutta. Altro appello, volete già dare un segnale, se vi volete darlo questo fine settimana,
c'è qui il presidente della provincia di Belluno, abbiamo una fiera che si è spopolata a Redamont, che parla di tutto quello che è alla fiera di Longarone, ci si arriva a Longarone, non c'è nessun problema, e andate almeno in fiera a dare, come si può dire, sostegno a coloro che sono lì da 3 giorni ad aspettare qualcuno che arrivi, perché le informazioni sulla montagna, che non è più oggi visitabile, hanno anche penalizzato questa fiera, che parla poi a Redamont, lo dice la parola stessa, parla di tutto quello che è l'artigianato e l'arredamento di montagna, quindi anche una bella occasione per dare una mano ai nostri artigiani che vengono da quelle aree. Non aggiungo altro. Ah sì, vabbè, abbiamo, giustamente mi ricordava Bottacin, abbiamo un conto corrente, non chiedetemi il numero perché in questo paese è strano, per versare bisogna imparare a avere un numero che è lungo così, io non ho capito perché bisogna fare una legge per togliere questo IBAN, almeno per le emergenze. Lo diffonderemo con i comunicati stampa e abbiamo chiesto l'attivazione del SMS solidale e devo dire anche qui ancora una volta l'ingegnere Borrelli è stato non rapido, di più, perché penso che in tempo reale dove ancora, sono come gli SMS, ti mando un messaggio, era già arrivato, e abbiamo questo numero, vale, lo dico ai veneti perché quando leggono ma cosa c'entra Lombardia e Liguria e Friuli Venezia Giulia, vale, chiedo ai veneti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando di versare, perché poi il frazionamento delle risorse che saranno versate verrà fatto sulla base di un accordo che faremo tra regioni con la protezione civile in base alla percentuale di danni che ognuno di noi ha, per cui approfittate per ditelo ai cittadini che versino e il numero è valido da domenica alle ore 24? Da domenica alle ore 001, cioè dalla mezzanotte di sabato, quindi domenica, dalla mezzanotte di domenica, cioè di sabato notte per la domenica, quindi da stanotte. Insomma, mettetevi tutti la sveglia a mezzanotte e un secondo e via. È un bel segnale per la montagna, per chi sta soffrendo, sono 3-4 giorni che non dormono più. Quindi voglio intasamento di messaggi, l'altra volta l'avete fatto, lo dico ai veneti, bisogna fare di più stavolta, anche perché si vedranno poi le zone che hanno versato di più e quindi dobbiamo vincere questa sfida, mi raccomando. Io non aggiungo altro, grazie a tutti, grazie alla comunicazione, ultima roba, grazie al mondo della comunicazione, grazie per essere sempre stati presenti. Lo diciamo, ma ormai siamo abituati all'inizio, la stampa nazionale è anche distratta da altri eventi, ci rendiamo conto che è accaduto di tutto, si è parlato moltissimo giustamente della Basilica di San Marco con l'acqua alta, la tragedia di Venezia, però adesso a bocce ferme, grazie, perché comunque bisogna continuare a parlare e presidiare il fatto che la nostra montagna veneta è in ginocchio. Dateci una mano, grazie ancora. Passo la parola all'ingegnere Borrelli, prego. Allora, grazie Presidente. Io ringrazio il Presidente, il Prefetto per aver coordinato i soccorsi in un modo efficace e tempestivo. Ringrazio soprattutto per questo gioco di squadra che è stato messo in campo. Voi sapete che la Protezione Civile non è un'amministrazione, è una funzione, quindi loro hanno interpretato al meglio l'attività di coordinamento. Noi abbiamo fatto salire qua il collega Luigi D'Angelo e i colleghi del Dipartimento Nazionale per dare una mano, perché noi siamo sempre pronti a dare il supporto in ogni occasione e ci ha fatto piacere poter constatare la capacità di intervento che hanno espresso Regione e ovviamente il Prefetto in questo centro di coordinamento. Voglio partire dai ringraziamenti anche io, ringraziamenti a tutti coloro i quali sono intervenuti. Ringraziamenti ovviamente ai Vigili del Fuoco che sono componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai volontari di Protezione Civile. Noi abbiamo messo in campo in questi giorni oltre 8.000 volontari, è stato il picco nelle giornate di mercoledì e giovedì. Anche in questi territori abbiamo messo a disposizione tutto il volontariato che serve, abbiamo registrato a Rocca Pietore la esigenza del sindaco e faremo in modo di mandare altri volontari. Voglio ringraziare ovviamente le forze armate, le strutture operative tutte quante, quindi questo è il sistema di protezione civile che si è mosso, compreso anche voi che vi occupate della comunicazione e dell'informazione alla cittadinanza. Voglio in modo particolare ringraziare i sindaci, che sono i veri eroi di quei territori, perché ci sono frazioni, comuni che sono rimasti isolati
e la parola d'ordine. E qui voglio proprio citare, l'ho conosciuto e lo voglio ringraziare il sindaco di Roccapietore, perché lui ha interpretato nel modo giusto il suo ruolo di sindaco. Quando c'è un'emergenza ci si attiva, le procedure le abbiamo, in realtà dovremo anche immaginare delle procedure per gestire meglio le emergenze, ma non è questo il momento di parlare, ne abbiamo parlato in altre occasioni di queste cose. Lui si è attivato, ha attivato i mezzi necessari per porre rimedio a questo flagello che in quella valle ha fatto veramente la distruzione. Come dice il Presidente Zaia, noi dobbiamo intervenire velocemente. Su questo posso dire che sono stato in costante contatto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e anche con il Sottosegretario Giorgetti, ci siamo sentiti più volte e io sono qua per portare la testimonianza della presenza del Sistema Nazionale di Protezione Civile e del Governo tutto. Faremo quello che dobbiamo fare per la dichiarazione dello stato di emergenza, credo che dovremmo partire, perché se noi volessimo fare un conto all'euro di quelli che sono i danni, noi forse partiremo fra un mese o forse 2. Noi partiremo subito, come ha detto il Presidente Zaia, come mi ha chiesto il Presidente Conte. Noi per la settimana prossima con i colleghi del Dipartimento che sono sparsi per l'Italia, siccome abbiamo una sofferenza un po' in tutta Italia, ma in questo territorio si è manifestato in modo molto pesante, partiremo con la proposta di una dichiarazione di stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse. Poi ovviamente ci sarà tutto il tema degli interventi, anche nelle ordinanze metteremo tutte le norme che consentono di gestire i detriti e quant'altro necessario anche per gestire le procedure di appalto degli interventi delle somme urgenze, delle opere necessarie, sperando che questa sia l'ultima, perché come sapete nel mese di agosto, fine agosto, dopo l'evento di Genova, il Servizio Nazionale della Protezione Civile si è riunito e ha elaborato anche delle proposte da inserire nel codice degli appalti per evitare di dover gestire le emergenze con delle ordinanze del capo dipartimento della protezione civile e deroghe al codice degli appalti. La conferenza delle regioni, quindi tutti i presidenti delle regioni, l'ANCI aveva concordato insieme con noi prima, i centri di competenza, gli enti che fanno ricerca, avevamo ipotizzato delle proposte normative perché nel codice, e ci auguriamo che nel nuovo provvedimento che va a modificare e semplificare il codice degli appalti siano recepite queste nostre proposte, ci siano delle norme da impiegare nell'emergenza, per cui si possa essere sempre più tempestivi. Che dire che la situazione è pesante, sono scenari apocalittici per quanto riguarda le valli devastate, le strade sfondate, i tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli di materiale leggero e quindi danneggiabile con una folata di vento. Qui non c'è stata una folata di vento, abbiamo registrato venti fino a 160 km orari, 180 scusate, io ero rimasto fermo a 160 nelle valli, quindi potete immaginare che devastazione. La stessa devastazione che poi c'è stata per esempio in Liguria, dove se noi non avessimo avuto il vento molti danni li avremmo limitati. In questo territorio forse comunque i dissesti li avremmo visti, ma in Liguria noi abbiamo avuto le violente mareggiate che hanno distrutto ovviamente tutte le aree costiere, quindi noi saremo qui, supporteremo. Voglio ringraziare chi ancora adesso sta lavorando, in particolar modo Enel, le aziende di erogazione dei servizi. Ci sarà ancora da fare per alcuni giorni. Noi tutti speriamo, come dicevamo oggi stamattina col sindaco, di fare quanto prima. E assicureremo quindi tutto il supporto del Dipartimento Nazionale. Mi fermerei qui perché
abbiamo detto tutto. Voglio ricordare anch'io questo discorso degli SMS, permettetemi anche di fare un chiarimento rispetto al tema degli SMS. Vedete, lo strumento degli SMS solidari è stato uno strumento che nel nostro Paese ha avuto una lunga storia. Per il Dipartimento della Protezione Civile è stato sperimentato per la prima volta durante l'emergenza del maremoto nel sud-est asiatico nel 2004, abbiamo raccolto 54 milioni di euro e nel giro di un anno abbiamo speso i 54 milioni di euro. Durante l'emergenza del sisma Centro Italia abbiamo avuto delle polemiche legate all'utilizzo delle risorse degli SMS, polemiche strumentali perché le risorse sono state destinate sulla base delle esigenze manifestate dal territorio e rappresentate dai presidenti di regioni. Io sono convinto che in questa occasione l'utilizzo degli SMS sarà più tempestivo, più rapido e immediato, perché su questo noi ci metteremo la massima attenzione, soprattutto i presidenti delle regioni riusciranno a fare un gioco di squadra che è fondamentale in questi casi. Grazie. Grazie. Peraltro per noi è la seconda volta l'SMS solidale, l'abbiamo già avuto nel 2010. Domande, prego? E nel 2015 perché poi nel 2015 giustamente anche quella di Dolomira. Sì, Dolomira. Poche domande perché poi il capo deve andare. Allora, torniamo in diretta, tra poco riascolteremo, appunto, torneremo a sentire la conferenza stampa in diretta, giusto per fare un primo bilancio, parole importantissime, la montagna la faremo come prima e più di prima. La recupereremo, ha detto Luca Zaia. Tra l'altro adesso abbiamo avviato lo streaming anche sulla pagina Facebook di Antena 3 dove ci arrivano centinaia e centinaia di messaggi, vi ringraziamo, continuate a segnalarci le zone di difficoltà, avete capito il giro che ha fatto il governatore insieme al capo della Protezione Civile nazionale Borrelli, l'SMS attivo, l'abbiamo detto più volte, dalla mezzanotte, quindi dovete aspettare ancora questa sera, questa notte a mezzanotte e un minuto e a quel punto potete inviare un SMS, lo faremo anche noi attraverso i social per ricordarvelo, 455 000, 455 000 il numero di SMS. Tra poco torniamo da Zaia, un paesaggio lunare, oggi c'è il sole ma non c'è il sole in quelle zone. Sentiamo. Avevamo delle eredità pesanti, avevamo la dichiarazione dello stato d'emergenza per gli eventi della Calabria, per la Sicilia, per la Sardegna. L'idea mia è quella di, siccome il meccanismo è un meccanismo di tipo anche contabile, ogni volta che c'è una richiesta di stato d'emergenza, quantificazione dei danni, documentazione, noi andiamo a fare sopralluoghi, vedere, andiamo a certificare tra virgolette il danno. Noi in questa fase, se noi adottassimo questa procedura, dovremmo poi metterci 2 mesi perché abbiamo anche le altre regioni che devono essere, come dire, scrutinate e esaminate. L'idea mia è quella di fare immediatamente una dichiarazione dello stato di emergenza per tutti quanti i territori coinvolti e stanziare le prime risorse, ovviamente a stretto giro. Man mano che finiamo il giro delle singole regioni integreremo le risorse per il necessario per la singola regione. Domande? Volevo capire, la figura d'emergenza sarà il Presidente invece del Commissario, come è stato nei casi precedenti? Allora, io dico questo, il codice della protezione civile dice chi è che gestisce il commissariamento, si dice che è preferibile che sia il vertice della regione, che questo compito venga fatto diciamo, nell'ambito dei doveri istituzionali senza alcun tipo di riconoscimenti di compensi e quant'altro. Lo abbiamo fatto anche a Genova, io non vedo motivi, ma questo poi sarà una proposta che faremo al Presidente del Consiglio e quello lo scriveremo nelle ordinanze di protezione civile. La cosa più banale e semplice per me è immaginare i singoli presidenti di regione e commissari per questo tipo di attività. Lo ripeto perché lo prevede già il codice della
protezione civile. Prego. Ha fatto una stima complessiva dei danni di questo andato di maltempo di tutta l'Italia, da nord a sud? Allora, gliel'ho detto, noi stiamo accertando i danni. C'è un tema, per la dichiarazione dello stato di emergenza e per gli interventi immediati abbiamo un accertamento, lo stiamo facendo, un dato di tutto non ce l'abbiamo. Però abbiamo le dichiarazioni dei presidenti, Zaia, Federica, degli altri presidenti, c'è un tema di costi, quelli sono facilmente, come dire, misurabili per l'assistenza alla popolazione, i costi della macchina del soccorso e per le somme urgenze, i ripristini delle viabilità delle infrastrutture. Cosa diversa è l'accertamento dei danni ai privati e alle attività produttive per i quali dovremo anche lì procedere. Il meccanismo, per chi lo conosce, è molto semplice. Il commissario, tra le altre cose, provvede anche a fare una ricognizione dei danni e a portare poi al Dipartimento della Protezione Civile questo livello di danni. Noi, se tenete conto, nel periodo dal aprile 2013 al 31 dicembre del 2017 abbiamo danni alle attività produttive per più di 1 miliardo di euro, così come danni ai privati per più di 1 miliardo di euro li abbiamo registrati per quelle emergenze che si sono verificate, danni alle infrastrutture pubbliche per 7 miliardi e mezzo di euro. Questo è il passato, i danni di questi eventi sono veramente notevoli e io credo che saranno diversi miliardi di euro, ma questo lo dovremo accertare e una volta accertato i danni il governo credo che prontamente interverrà, così come hanno dato ampie rassicurazioni ieri sera al Presidente Zaia. Io ne ho parlato anche con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ne ho parlato con il Vicepresidente del Consiglio Di Maio, ho fatto insieme a lui sabato scorso un giro in 14 comuni della Sicilia che erano stati martoriati dall'alluvione e ho detto che lì dovremmo trovare un meccanismo più tempestivo per il ristoro dei danni, perché il meccanismo della cosiddetta fase 2 è un meccanismo che ha dimostrato delle tempistiche non consone con le esigenze dei territori. Scusi, non abbiamo passato da molto, non ho capito quanti danni, la quantificazione dei danni. Guardi, la quantificazione dei danni per questi eventi la stiamo facendo. Gli eventi precedenti noi avevamo un lasso di tempo che era dal aprile 2013 al 31 di dicembre del 2017, abbiamo danni per le attività produttive e per i privati per oltre 1 miliardo di euro per quelli che poi abbiamo ristorato con la cosiddetta fase 2, danni alle infrastrutture pubbliche per oltre 7 miliardi e mezzo di euro che non hanno trovato copertura perché le infrastrutture pubbliche non sono state coperte, non c'è una norma che consente la copertura di questi oneri, quindi sono rimasti di fatto sulle infrastrutture pubbliche questi fabbisogni. Per questi eventi io credo che saremo nell'ordine di qualche miliardo di euro se conteggiamo anche tutto il resto dei danni per il patrimonio boschivo, per i privati, per le attività produttive e tutto il resto. Cosa si poteva evitare di questi danni che hai visto? La ringrazio della domanda. Cosa si è evitato? Io credo che l'investimento di 411 milioni di euro della Regione Veneto effettuati dopo l'alluvione del 2010 ha aiutato con una gestione accorta, perché l'ho detto già quando sono stato l'altro giorno qui a Mestre, quando sono stato a Mestre, noi abbiamo governato anche il flusso idrico nel nostro comitato operativo delle regioni, la regione Veneto e la regione Friuli abbiamo aperto la famosa galleria dall'Adige al lago di Garda. Questo ha evitato che Verona e la parte del Veneto venisse allagata per una piena straordinaria dell'Adige. Ricordava più di 200 e passa
straripamenti nel 2010, rottura di argini, questa volta non li abbiamo, quindi siamo riusciti a conseguire importantissimi risultati, purtroppo i danni ci sono stati nella parte a nord, nelle valli, ma questo risultato è tutto merito di una politica di prevenzione strutturale. Politica di prevenzione strutturale, abbiamo sempre detto che noi dovremmo attuare. Mi permetto di dire, c'è molto da lavorare e da fare, io l'ho detto al Presidente Conte in diverse occasioni, noi dobbiamo anche lavorare, stiamo lavorando per questo, per semplificare anche le norme sull'intervento, oltre che sull'intervento di emergenza, ma anche tutta la normativa ambientale. Non possiamo avere dei corsi d'acqua che esondano perché abbiamo alberi negli albi dei fiumi. Questo ve lo dico, abbiamo anche, come dire, da coordinare la normativa. Vedete, se andate a leggere, prima era l'articolo 1 della legge 225 del 92 e oggi è l'articolo 1 del nuovo codice della protezione civile, il decreto legislativo 1 del 2018, si riporta la gradazione dei valori che dobbiamo tutelare come Stato, come Paese, come sistema. Viene prima l'integrità della vita umana, poi i beni, poi l'ambiente, poi gli insediamenti e tutta una serie di altri interessi. Questo non vuol dire che personalmente io sia un non ambientalista, l'ho detto anche in audizione alla Commissione Ambiente e Territorio del Senato all'inizio di settembre. Vuol dire che noi dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio. Se dobbiamo sacrificare qualche albero che è nell'alveo del fiume, lo tagliamo e magari lo facciamo crescere sulle sponde, che è anche più bello ed è anche più utile per tutti. Bruno Zanetta, Veneto Globo, Vediamo se riparte per qualche istante, vediamo se è interrotta la linea, vediamo appunto, ve lo ricordo anche in diretta Facebook, se volete scrivere e commentare sulla nostra pagina Facebook. Importantissime le parole sentite fino a questo momento anche dal capo della protezione civile, un nuovo appello tra l'altro da aiutare la montagna a farlo già in queste ore, per esempio recarsi in questo weekend, l'ultimo insomma, perché sta per concludere, alla Fiera di Longarone, a Redamont, che non ha visto nessuno, molti si sono preoccupati proprio per la violenta ondata di maltempo, ma la fiera c'è e ha bisogno di visitatori, e anche questo è un modo per aiutare la montagna. Poi ha ricordato i numeri impressionanti dei danni al nostro Paese, oltre 1 miliardo per quanto riguarda negli ultimi anni, dal 2013 in poi, oltre 1 miliardo a privati ed attività produttive, oltre 7 miliardi e mezzo alle infrastrutture, quei soldi non ci sono, bisogna sistemare il nostro Paese, ci sono 7,5 miliardi e più di danni per quanto riguarda, avete sentito, le infrastrutture. Ha citato Angelo Borrelli, è importantissimo, quante volte l'abbiamo detto anche noi in questi giorni, il sindaco di Roccapietore, siamo riusciti a far sentire soltanto un suo audio messaggio, perché raggiungere al telefono anche con SMS, ci abbiamo provato più volte, non ci siamo riusciti, ed eccolo qui in questa immagine con Luca Zaia De Bernardini, il sindaco di Roccapietore, che ha interpretato, ha detto Borrelli, appieno, nella maniera migliore, il modo giusto per affrontare questo che il Borrelli ha definito un flagello. Guardate che sono parole fortissime, detto da un uomo che è abituato a gestire le emergenze. Immaginate cosa vuol dire per la nostra montagna. Evitiamo il turismo delle disgrazie, è stato ancora una volta l'appello del governatore Luca Zaia: non recatevi sui posti per selfie, foto e quant'altro in questo momento disturbati, i veneti mi ascoltano, ha detto Zaia, quindi non fate cose di questo tipo, accontentatevi delle immagini della televisione, di quel che gira sui social che condividiamo anche noi in queste ore, quindi non recatevi, anche perché molte zone sono impraticabili, è rischioso e soprattutto ostruite la macchina dei soccorsi. Nick, è saltato il collegamento, mi fate sapere cosa è successo? Ok, allora cerchiamo di ripristinarlo. Se abbiamo i soldi partiamo subito, ha detto Luca Zaia, e questo è molto molto importante. Continuate a vedere il numero, il codice IBAN
per aiutare le zone disastrate. Sapete che da mezzanotte fra qualche ora, mezzanotte 01, sarà pronto anche l'SMS solidale che è il 455000, quindi tutti pronti a mezzanotte un secondo, come ha detto Luca Zaia, per inviare il primo messaggio. In Cadore non si vede Antena 3 da molto tempo, questo lo sappiamo purtroppo perché non c'è la luce, ma potete seguire attraverso l'app se avete la connessione internet. Lo diciamo a Gianluigi, ci dispiace molto, ma appunto i danni sono stati molti anche sui tralicci ripetitori. Vediamo. E si rompeva la cosa. Qui abbiamo avuto completamente... No, l'idea di capire è quello, credo che come in tutto il resto d'Europa e nei paesi più sviluppati si possa immaginare un interramento dei cavi elettrici. Questo è un discorso di ordine finanziario, un discorso anche di normative da attuare. Sono felice, guarda. Anche io. Ultimissima così. Ultima. Ultimissima. Visto che siamo entrati nell'ambito del blackout, prego, che alcune zone dell'alta provincia hanno subito moltissimo, oltre a quello elettrico, è stato quello di comunicazione, perché per 2 giorni non ci sono state linee, sia i mobili che il secco. Su questo anche c'è la possibilità di avere un chiarimento o comunque di capire come è possibile. Certo. Ma guarda, c'è da dire anche un'altra cosa, che Enel ha sospeso il pagamento delle bollette e penso che ai gestori chiederemo la stessa cosa, perché i gestori telefonici che non forniscono il servizio hanno comunque da rifondere ai nostri cittadini. Io chiuderei qui, grazie ancora. Per evitare cariche, gente che si spacca le gambe per fare l'intervista, vi posizionate fuori dove eravate quando siamo arrivati, così abbiamo il prato dietro, gli elicotteri e quindi le interviste si fanno fuori. Andate pure, ci vediamo lì, grazie. La facciamo all'americana oggi. Bravo. Abbiamo delle piste che sono da sistemare. E gli impianti stanno già facendo venire. Conclusa la conferenza stampa e tra pochissimo avremo in diretta ancora l'intervista. Sono condizioni critiche, lo vedete, non facili anche per noi da gestire in questa ressa. Siamo gli unici però a essere in diretta ormai da 6 giorni con le televisioni del nostro gruppo e quindi è importante continuare a documentare. Qui ci segnala ancora Ilenia, l'avevamo già visto sui social, la raccolta fondi, non più che fondi, scusate, la colletta alimentare, definiamola così, raccolta di generi alimentari, acqua, benzina per i generatori al Colmel di via Cima 9 a Valdobbiadene. È vero che in queste ore abbiamo comunque chiesto se ci sia bisogno di un intervento di questo tipo e ci hanno ricordato come tutto ci sia anche in alcune zone molto più disastrate, i supermercati funzionino, questo era importante. Vado a memoria, forse il sindaco di Sappada ce l'ho detto ieri, adesso ne abbiamo sentiti talmente tanti che ovviamente è anche complicato, però non sembra esserci questo genere di emergenza al momento, anche perché gli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco, dell'esercito sono davvero ovunque, i carabinieri, l'arma ovunque e questo tipo di soccorso è arrivato. Certo è da verificare, in effetti è importante anche questo, dovessero segnalarcelo cercheremo di attivarci in tal senso e oltre a questo ricordiamo le 8 frazioni ancora isolate, certo lì potrebbero esserci difficoltà serie. È importante per esempio, come abbiamo capito, per esempio, e come aveva intuito bene Tiziana Bolognani, hanno fatto il giro per esempio anche sopra Alleghe, aveva intuito la rotta corretta dell'elicottero per l'arrivo all'aeroporto di Belluno. Alleghe, forse per quanti hanno avuto la pazienza di seguirci anche ieri, ricorderanno che abbiamo sentito la figlia di una donna che è isolata da giorni, che ieri sera in diretta con noi era a Bruxelles, cercava di avere informazioni, non poteva più parlare con la mamma perché la linea telefonica ha funzionato soltanto per poche ore. Anche noi abbiamo cercato di metterci in contatto con la signora, ma il telefono non funziona. La stessa signora che non sapeva che in quelle ore per esempio non si potesse bere l'acqua
di rubinetto perché le informazioni non arrivavano. I generatori di corrente ancora non c'erano, quindi era isolata completamente, senza informazione, senza luce e senza riscaldamento, e non sapeva che non potesse utilizzare l'acqua, e quindi purtroppo, avendola bevuta, ha avuto anche alcuni disturbi. Continuiamo a vedere le immagini. Questa è Feltre, nelle immagini di Nicola Marcato insieme a Tiziana Molognani l'altra sera, là dove purtroppo, sapete, è rimasta ferita una donna, è morto un 61enne travolto da un albero. Gli alberi sono stati la principale causa di morte di questa ondata di maltempo pesantissima nella nostra regione, con 3 vittime, lo sapete, ma sono molte di più a livello nazionale. Allora, vediamo se riusciamo. Quanto dura la pubblicità? Tony? Andrea? 2 minuti, allora 2 minuti ce li possiamo permettere, vedendo cosa stia dicendo Luca Zaia, quindi torniamo a collegarci immediatamente poi con Belluno, tra poco. Per avere un segnale fluido, perché se una compagnia telefonica prende meno, allora può essere garantito il collegamento da altre, ma lì non ne funziona nemmeno una di fatto, e quindi non riusciamo a collegarci. Allora adesso Lucio Zanato sta scendendo di qualche chilometro da Taibon proprio per trovare una zona con una migliore copertura e poi darci una visuale di qual è la situazione anche a quelle latitudini. Vediamo un po' allora che cosa ci inviano i nostri telespettatori. Ancora a Gordino, rialzati a Gordino, questo immagino che sia poi un video realizzato come i tanti anche dal governatore Luca Zaia, che ha condiviso sul proprio profilo Facebook per uno di quei video emozionali per far vedere qual è la situazione della montagna, spingere anche a un sostegno da parte di molti, ed è importante questo. Se non ricordo male è il ponte Mas, là dove è crollato l'edificio smangiato dal cordevole, lo ricorderete. Fammi sapere quando c'è Lucio Zanato. Nicola, ti chiedo questo favore, ovviamente anche per poterci collegare con lui. È finita da pochi istanti la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, che ha definito un paesaggio lunare, hanno raggiunto alcune zone oggi che c'è il sole, ma in quelle zone il sole non c'è, almeno 1 miliardo i danni per la nostra regione. Ha spinto ad aiutare questo territorio il governatore Zaia, ecco la causale: il Veneto in ginocchio, il conto corrente attivato alla Regione del Veneto, intestato alla Regione del Veneto, Libana IT 75C 02008 02017 000 10 544 2360, segnatevelo, lasciamo in onda ancora qualche istante. La causale Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018, gira ovviamente già dai social. Vedo Lucio Zanato, non so se sei già ibridato, Lucio, che come ripetiamo non è una cosa brutta da dire, ma è normale, insomma, perché... Sì. Ecco, allora... Sì, sono già ibridato, scusa, ma... Vai, raccontaci tu. Allora, dunque, io cosa vi devo raccontare? Che ho tentato un collegamento da Taibon a Gordino, ricordate, avevo fatto il reportage chiudendo con la fioraia che diceva dateci una mano perché qui si è devastato tutto. Purtroppo lì non ci si può collegare, c'è un telefono di emergenza, però la buona notizia è che lì è tornata la corrente. Mi state sentendo? Sì, vai Lucio, prosegui. Ok, grazie, no, perché le condizioni qui sono ancora precarie. La prima cosa, lasciatemi dire che sono orgoglioso di essere veneto. Salendo lungo la strada da Belluno verso Agordo e adesso Taibon a Gordino e più in su, la cosa che come dire, si nota è la pulizia. Voi non ci crederete, ma aveva ragione il governatore Zaia.
qui si sono dati da fare e la strada è come, non dico che non fosse successo nulla, perché ovviamente lungo i lati della strada ci sono ancora gli alberi tagliati, caduti, la devastazione si vede lungo le rive, però bisogna dire che la strada è praticabilissima, almeno oltre Taibon a Gordino. Pensate, quello spazio che io ho fatto vedere l'altro giorno con i mezzi dell'esercito addirittura è stato lavato, per cui è come se non fosse successo nulla. Aveva ragione il governatore Zaia, i veneti si danno subito da fare, speriamo che abbiano fatto prima le fotografie, perché altrimenti veramente non dico che sembra non sia accaduto nulla, perché ripeto, la devastazione la si vede lungo i boschi, però lungo le strade e soprattutto vicino alle case tutti si stanno dando da fare. Sono risalito, ricordate che avevamo fatto il signore che rimetteva a posto il tetto, l'ha rimesso completamente a posto. Intanto non so se si vede, continuano comunque a passare i mezzi dei vigili del fuoco. Tra l'altro, salendo questa mattina abbiamo già visto le prime colonne di protezione civile in rientro, ciò vuol dire che in certe zone è già cessata a quanto pare la prima emergenza. Quello che rimane da fare qui è ancora davvero tanto, però per quanto riguarda soprattutto i servizi. Abbiamo parlato con la Fioraia, dice l'unica cosa positiva in questo momento è che è tornata la corrente, per noi già è molto, però c'è ancora tanto da fare e la dimostrazione pratica è il fatto che manchino i collegamenti. C'è solo una cella telefonica appena si passa a Agordo. Io qui in questo momento sono sulla bretella di Agordo, dietro alle mie spalle, non so se si nota, c'è la Luxottica e questo è il Cordevole. Devo dire anche un'altra cosa, che rispetto ai giorni scorsi, all'altra volta che eravamo saliti, il Cordevole si è abbassato, si è ammansito, è tornato ad essere quella sorta di fiume silente, insomma, che noi speravamo fosse, e che era già successo nel corso del 4 novembre del 66, invece no, devo dire che ha fatto molti danni e per certi versi sta facendo ancora, perché sempre salendo comunque ci sono 2 punti dove la strada è erosa, quindi ovviamente lì è tutto transennato, controllato eccetera, hanno provveduto anche a mettere addirittura dei teli per evitare che il dilavamento porti via ulteriore manto stradale, però l'erosione del Cordevole soprattutto in alcune zone di gomito è ancora notevole, quindi la strada è un po' a rischio in alcuni punti, però lì sono i mezzi della protezione civile, ci sono i tecnici che stanno valutando. Altra cosa importante è il lavoro dei tecnici. Sono passato davanti alla centrale che viene su qui verso Agordo e devo dire è sembrato di vedere un formicaio, ve lo dico proprio sinceramente, tecnici ovunque, credo proprio che Enel dopo i solleciti diciamo così da più parti abbia fatto arrivare veramente un esercito di tecnici, perché ho visto gente che tagliava gli alberi intorno alla centrale, ho visto tecnici salire sui tralicci a controllare le mandate, ho visto altri tecnici all'interno della sede che stava probabilmente verificando che il prima possibile ritorni l'energia elettrica direttamente, perché qui comunque continuano a funzionare i generatori, ne ho visti veramente tanti agganciati un po' dappertutto, ma intanto comunque il primo lato positivo è il ritorno dell'energia elettrica. Ferdinando, se hai delle domande? Ma io vorrei stare un po' sulle tue impressioni, Lucio, che sono la cosa più importante, cioè quello che hai visto in questo momento. Lo abbiamo detto, è difficile persino collegarsi, perché appunto non possiamo vedere le zone più colpite, anche se hai detto che sta cambiando lentamente, anzi rapidamente lo scenario grazie all'intervento degli stessi residenti. Chi altro hai incontrato? Cosa ti hanno detto? Raccontaci un po' di questo. Guarda, io mi sono fermato più volte per capire qual è la situazione. E la situazione per quanto riguarda le persone è quella che vi avevo raccontato l'altro giorno, mentre nel frattempo vedete l'elicottero di sorvolo, perché comunque alcune zone vengono ancora servite dagli elicotteri. Dicevo, tra l'altro qui ad Agordo c'è un punto di atterraggio della protezione civile. Non so se avete visto, l'elicottero sta scendendo di lato, addirittura ha un cestello, evidentemente porta su del materiale, porta su più possibile di materiale e quasi sicuramente sarà carburante per i generatori. Dicevo, con le persone con cui ho parlato mentre stavo salendo, la situazione è sempre quella, cioè gente che si dà da fare, che non sta ad aspettare, dice sì, abbiamo fatto le foto, ma qui noi siamo abituati a non aspettare,
l'inverno la montagna non perdona, il tempo può cambiare velocemente, quindi noi non possiamo aspettare che arrivi qualcuno per mettere a posto le tegole, non possiamo aspettare che arrivi qualcuno per rassettare ad esempio il canale dietro casa, non possiamo aspettare che qualcuno venga qui a spalare il fango che ci è entrato dentro in cucina. Lo facciamo noi, lo facciamo notte e giorno, cerchiamo anche di darci la mano tra noi che siamo qui vicini. Ecco, intanto vedete l'elicottero non ha fatto nemmeno il tempo ad atterrare, che subito è ripartito con dell'altro materiale per andare su verso le zone più chiuse, più colpite, quelle dove veramente non si arriva. Dicevo, la sensazione è incredibile, nel senso che queste persone non si piangono addosso, ecco, questa è la vera emozione. Li guardi negli occhi, capisci che loro sono gente di montagna, sono concreti, e proprio per questa concretezza dicono: noi dobbiamo tirarci sulle maniche, non c'è tempo per piangersi addosso, non c'è tempo per aspettare. Allora, siccome appunto lo straordinario popolo dei Veneti, lo abbiamo detto più volte, l'abbiamo ricordato nel 2010, Zaia citava anche il 2015, tutti episodi in cui si è sfruttato l'intervento anche via SMS di solidarietà per aiutare questo territorio. Ti risulta che ci siano esigenze anche sul fronte cibo, perché qualche sindaco nelle scorse ore ci ha detto ovviamente mancano, ci sono persone che non mangiano da giorni, non mangiano perché non hanno avuto il tempo, perché hanno buttato via tutto, perché ovviamente lavoravano, ma c'è anche questa esigenza, perché a Valdobbiadene, non l'abbiamo detto da qualche ora ormai, è stata avviata una raccolta di generi alimentari. Cosa ti hanno detto le persone? Guarda, quello che posso dirti è fin dove sono arrivato io, la catena della solidarietà, delle comunità sta reggendo, cioè chi non ha, come dire, viene rifornito da chi ha magari qualcosa messo da parte, per cui io fino a questo punto con le persone con cui ho parlato non ho avuto, diciamo, Lucio, ti interrompo per qualche istante. O comunque Lucio, scusami, ma siamo riusciti dopo giorni... Ecco, perdonami, siamo riusciti dopo giorni, ed è il caso di dirlo, a contattare la signora Nili Riva, che vive da isolata ad Alleghe. Ora finalmente funziona di nuovo una linea telefonica. Signora, mi sente? Sento, sì. Oh, come sta innanzitutto? Tutto bene, per adesso tutto bene, grazie alla gente locale, solo noi tutti insieme che lavoriamo, veramente grazie solo alla gente locale, perché aiuto è arrivato dopo 4 giorni, dopo 4 giorni senza luce, noi abbiamo acqua ma senza luce, senza niente, veramente niente, no, anche arriva pane qui, ma devo dire in questi 4 giorni solo aiuto di gente locale, perché strada anche chiuso, devo dire è problema per le strade, certo. Ma comunque signora, Alleghe è ancora in buona condizione, ma problema di Roccapietore, esatto, infatti noi che senza luce, senza acqua, ma prima notte è arrivato dentro di casa, anche dentro di nostro negozio sotto, acqua, ma solo aiuto di gente locale e basta. Certo, ma signora, sa anche lei che purtroppo era irraggiungibile, ci sono ancora 8 frazioni isolate nel Bellunese, ce l'ha detto poco fa il governatore Zaia. Le volevo chiedere questo, sa che noi l'abbiamo contattata, abbiamo cercato di contattarla in questi giorni grazie a sua figlia che ci ha scritto da Bruxelles addirittura e che voleva avere notizie, non è riuscita ad avere notizie di lei, in quali condizioni si trovasse per giorni di fatto. Ci ha contattato e noi abbiamo provato a chiamarla. Aspetti solo qualche istante, le volevo chiedere questo. Intanto oggi credo di aver capito che, non so se ha visto volteggiare un elicottero sopra di voi, era il governatore Zaia con il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, li avete visti? Sì, siamo visti, no, noi veramente devo dire grazie a Dio che noi abbiamo un governatore come Zaia,
che molto interessa per tutto il comune di Belluno, provincia di Belluno, anche altre parti di Veneto, ma comunque noi aspettiamo un po' prima aiuto, certo, ma non passa 4 giorni di freddo, senza luce, isolato completamente. Non è arrivato anche da ieri niente ai supermercati, acqua non c'è ieri, per fortuna adesso oggi è arrivato tutto aiuto, certo. Ma non posso dare colpa anche di nessuno perché strada è anche chiuso. Sì. Senta, signora Nili, volevo chiederle anche questo, adesso la luce è tornata, non ho capito bene... Sì, abbiamo generatore, okay. Da ieri abbiamo generatore davanti di casa, ma solo un parte di Alleghe, altra parte di Alleghe come piazza di Alleghe, da oggi, anche altra parte di Lago, tutti senza luce. Ma quindi potete scaldarvi almeno una parte, cosa fate? Accogliete nelle vostre case chi è senza... Da ieri tutto a posto, è caldo, passato, solo che dobbiamo pulire tutte le parti, negozi e tutto, ma adesso siamo tranquilli, tutto a posto. No, signora, mi dica solo questo, cosa fate? Accolto magari anche nella sua casa residenti di altre zone che sono senza luce e quindi senza riscaldamento, vi state aiutando? Lei ci ha detto molto chiaramente, una comunità che si aiuta anche purtroppo da sola in questi giorni. Siamo rimasti 4 giorni dentro di casa, senza luce, freddo 8 gradi, per 4 giorni. Sì. Ieri è arrivato il generatore, adesso in questa zona, che è Zunaia di Alleghe, no, è tutto a posto, ma da altra parte no. Tante case avevano anche stove di legno, ma come noi che non abbiamo niente, veramente è stato molto difficile, certo, molto signora, difficile. Signora, ricordo appunto da Alle che siamo riusciti dopo giorni a contattarla perché le linee telefoniche non funzionavano, grazie alla segnalazione di sua figlia da Bruxelles, lo ricordo ai telespettatori. Solo una cosa ancora che le volevo chiedere, è vero che non sapeva che in quei giorni non si potesse bere l'acqua e quindi purtroppo l'ha bevuta ed è stata male, questo è vero? Sì, perché anche adesso parlerò con gente, nessuno sa di problema di acqua. Noi sappiamo, io ho sentito da mia figlia che è uscito ieri contattare, altrimenti noi beviamo in questi giorni acqua e dopo anche vicina di mia casa avevo avuto problemi di stomaco, ma nessuno sa del problema di acqua, no, beviamo sempre acqua, nessuno è informato. Ci sono bottiglie di acqua? Perché anche è problema comunicazione, ma questo per acqua minimo possono dire alla gente. Ci sono, signora, bottiglie d'acqua, quindi l'acqua confezionata, diciamo, riuscite a rifornirvi o purtroppo no? No, ieri quando ho saputo da mia figlia sono andato a prendere acqua perché ho sentito a scuola d'acqua, io anche non ho voluto prendere acqua, ho pensato che magari per le case che avevano problemi che loro è senza acqua. Ha detto ok, lascio per altre gente, ma quando ho sentito da mia figlia mi sono andato a prendere dal supermercato, da scuola, niente acqua, da ieri non è arrivato, non hanno nessuna acqua, non è arrivato ieri, oggi questa mattina non lo so, perché veramente non ho riuscito ad andare fuori perché dobbiamo pulire. Sì. Le case. C'è ancora il fango dentro le case? Noi. Scusi? C'è ancora il fango, no signora, dentro le case immagino?
Sì. Sì. Senta, sì, esatto. Allora, esatto. la lasciamo lavorare, abbiamo finalmente raccolto anche il suo grido d'emergenza. Volevo davvero l'ultima cosa, non ho capito solo se per esempio l'elicottero di cui parlavamo prima, quindi il controllo dall'alto che ha fatto Luca Zaia, si è fermato anche proprio da voi o è passato, cioè è atterrato da voi, vi ha incontrato? No, siamo visti 2 secondi e è passato. Cioè però era giù, era sceso con l'elicottero, dico. Non lo so, forse da Piede Pesquei, no, da questa zona non lo so, forse dall'altra parte di lago sì, ma qui no. Okay. Siamo visti che è passato 2 secondi, è fermato l'elicottero sopra di noi e dopo è andato. Allora, signora Nili, la ringraziamo tantissimo, le mandiamo un abbraccio. Grazie a voi, grazie mille, grazie tante. Un abbraccio forte, abbia pazienza, l'importante è tornata alla luce, questa è una cosa fondamentale, continuate a stringervi insieme come comunità per aiutarvi, stanno arrivando i soccorsi, è importantissimo che oggi finalmente l'elicottero sia riuscito a sorvolare le vostre zone, anche perché si renda conto immediatamente il capo della Protezione Civile Nazionale che cosa è accaduto a voi. Grazie a Nili Riva da Alleghe. Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro. Grazie signora, a lei. Il nostro in questo momento è di certo meno importante del suo. Allora, Nicola, aiutami a capire cosa abbiamo, perché ho visto molte segnalazioni, o torniamo da Lucio, dimmi tu, ma era giusto interrompere perché è da almeno 2 giorni che cerchiamo di contattare la signora Nili Riva, così come il sindaco di Roccapietro, l'avete visto e sentito citare proprio da Borrelli e da Zaia nella conferenza stampa di pochi minuti fa. Immaginate il lavoro enorme che ha fatto questo sindaco camminando a piedi e non solo per tutto il suo territorio con questa grande radio, l'unico modo per contattare i soccorsi, ma è impossibile parlare con noi. Nicola, dimmi qualcosa. Ok, allora va bene, abbiamo staccato Lucio, non è un problema, vediamo se Lucio poi riesce a spostarsi in un'altra zona coperta in modo da ricollegarsi con lui e vedere se. E allora proviamo ad anticiparvelo, perché chiedevamo se Tiziana, ironicamente ce lo permettiamo insomma, per sollevare un po' gli animi, se indossa la tuta da pilota, perché probabilmente siamo l'unica televisione, riusciremo a salire a bordo di uno degli elicotteri, forse della Protezione Civile, forse dei Vigili del Fuoco, non lo sappiamo ancora, ma per documentare, e cercheremo di farlo in diretta, ma sarà estremamente complicato, immaginate, perché andranno in zone non coperte, anche se sporca, lo dico, sentiamola l'intervista, Andrea e Tony, non importa, anche se non è ancora preparata, sentiamo l'intervista di Luca Zaia, di Angelo Borrelli. Un evento molto importante, il più importante di sempre, addirittura più importante di quello dell'evento del 1966. Abbiamo registrato vittime, per fortuna limitate, abbiamo registrato immensi danni nelle infrastrutture, nelle strutture e poi in tutto il patrimonio boschivo. C'è molto da lavorare, si sta già lavorando, voglio ringraziare tutti coloro i quali sono intervenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, voglio ringraziare soprattutto i sindaci che stanno coordinando i centri comunali di coordinamento e che hanno attivato tutte le somme urgenze per ripristinare i servizi della viabilità. Quanto tempo ci vorrà ancora per risolvere i problemi con l'utenza elettrica e l'acqua d'emergenza? Allora, io mi auguro il meno possibile, si sta lavorando, si stanno portando gruppi elettrogeni, potabilizzatori, si sta
rimettendo in piedi il sistema. Basta vedere le foto e vedere le immagini di tralicci completamente divelti e attorcigliati su se stessi per capire che per rimettere in piedi il tutto ci vorrà qualche mese secondo me, e poi soprattutto abbiamo il problema che siamo durante il periodo invernale e questo non aiuta, però nel frattempo andremo avanti con gruppi elettrogeni, con tutto quello che serve per far vivere la popolazione con i dovuti servizi. Ha funzionato la macchina della protezione civile nella regione del Veneto, che è stata messa in campo ancora prima che di emergenza si potesse parlare? Sì, io su questo voglio ringraziare il Presidente Zaia, che è qui perché ha capito l'importanza dell'evento, per questo le previsioni erano attendibili, e ha chiesto la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile. Noi volentieri ci siamo mossi, lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto di stato di mobilitazione immediatamente e la macchina è intervenuta, insomma, quindi abbiamo gestito insieme queste attività. Ci hanno chiesto... Ecco, allora, vabbè, questa è, come vedete, lo Zaino che invia in diretta questa intervista registrata pochi istanti fa, e quindi abbiamo voluto mandarla in onda il prima possibile per garantirvi la maggiore informazione. Poi sistemeremo e puliremo questa intervista. Adesso vediamo quando pronto invece Luca Zaia, perché appunto Tiziana e Francesco hanno intervistato anche il governatore dopo la lunga conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta. I primi provvedimenti in settimana, e questo è un dato importantissimo, ricordato poco fa da Zaia dopo la telefonata che abbiamo raccontato ieri sera nella nostra lunga diretta con il Premier Conte. Anche questo è un segnale fondamentale per la nostra regione. Dopo 6 giorni di piena emergenza, sapete che oggi c'è una tregua ben più ampia a quanto vediamo dai collegamenti rispetto a quanto si credeva, e questo è importante, anche la natura forse adesso ci aiuta dopo 6 giorni di disastri, ma la pioggia tornerà, non domani ma nella serata, forse comunque da lunedì, e veder cadere pioggia, registrare la caduta di pioggia ancora quando abbiamo visto in che condizioni è ridotto il nostro territorio e che forse non ne può accogliere più, soprattutto in montagna. Vedremo quali effetti porterà. Allora, prepariamo le altre interviste, ci fermiamo un minuto soltanto e poi torniamo in diretta, tra poco. Ginocchio, rivediamo alcune immagini delle interviste ai nostri giornalisti. Piante secolari sradicate, pali della luce divelti, fili della corrente penzolanti. Questa è la scena che appare oggi a chi, percorrendo la Cadorna, si avventura verso Cima Grappa. Gli alberi e i rami che da lunedì sera ostruivano il passaggio ai mezzi di soccorso sono già stati tagliati e messi da parte, e ad uno sguardo poco attento la montagna sacra alla patria oggi potrebbe sembrare non aver subito danni così ingenti, fino a quando invece non si sceglie di addentrarsi nelle zone un po' meno battute o non si incontra chi, come Giovanni Battilana, titolare di Malgapat, lo scorso lunedì si è trovato nel mezzo della bufera. Ieri sera è stata una catastrofe del vento e il macello, ho avuto paura anche io un po', mi sono trovato che travolto dai pini. Fortunatamente i danni in Malgapat sono stati limitati, nessun problema alle strutture nemmeno al bestiame, ma la paura è stata tanta. E faceva paura veramente. Mi ricordo che ero Boccetta dal 66, che è stato un tornado che ha rabaltato tutti i pini nel bosco che ho qua vicino alla zona del Fontanel, Campocroce, ma dopo non ho mai visto in 40 anni una roba del genere. Sul Grappa le zone più colpite sono quelle di Val di Agiara, Val dei Foi e San Giovanni, soprattutto l'area tra Ponte San Lorenzo e Lepre. Qui incontriamo Silvia Todesco, titolare dell'omonima trattoria, che nella serata di lunedì si è trovata ad affrontare la bufera sola con la figlia e che ancora oggi fatica a raccontare quei momenti. Lunedì io ho temuto per la mia vita, ad essere sincera, e anche per quella di mia figlia. Eravamo qua e nel giro di un quarto d'ora è scoppiato l'inferno. Tavoli che volavano, poltroncine ad altezza uomo che mi passavano davanti alle finestre e io non sapevo cosa fare, ero impotente. Oggi l'area della trattoria è completamente sistemata, ma nelle foto scattate da Silvia martedì mattina c'è il racconto di cosa ha lasciato quello che lei ha definito un vero e proprio uragano.
Martedì mattina, quando siamo usciti, ci siamo messi a piangere, cioè c'era la distruzione. Passata la paura, i problemi però restano, in quella zona manca ancora la corrente. L'Enel ha messo sotto gruppi elettrogeni anche le cabine, però ora fa qualcuno si è dimenticato di fare gasolio, carburante ai generatori, quindi è saltato tutto di nuovo e adesso siamo in difficoltà veramente grossa. State pensando addirittura di chiudere? A questo punto noi abbiamo cercato di tenere aperto per dare un servizio alla gente che sta venendo a vedere i danni sulle proprie case, a dar da mangiare agli operai che stanno lavorando, però in una situazione così si fa molta fatica. E così avete sentito anche dal Grappa, questa è la situazione. Adesso cerchiamo di riproporvi anche la conferenza stampa di Luca Zaia. In questo momento ve lo anticipo, ma le condizioni saranno proibitive, difficili. Stiamo cercando di salire a bordo di un elicottero, non so neanche ancora se i vigili del fuoco della protezione civile, con Tiziana Bolognani e Francesco Ceron, e sarebbe il massimo riuscire a mandarvi in diretta le immagini, ma temo sia molto complicato per la copertura ovviamente del segnale. Qualora riuscissimo, insomma, manderemo in diretta le immagini dall'elicottero dalle zone disastrate, con un impegno straordinario di tutti le donne e gli uomini di Antena 3 per riuscire a mostrare tutte queste immagini con gli uomini al lavoro sulla montagna del Veneto. Allora vi ricordo alcuni passaggi e concetti importanti di quella che è stata la conferenza stampa, con l'impegno da subito di spendere il denaro in soccorso delle popolazioni, perché se attendiamo non si riparte, così ha detto Luca Zaia. Se abbiamo i soldi partiamo subito, e questo è importante per intervenire su quel paesaggio lunare, così come è stato definito dallo stesso governatore Zaia. Intanto Lucio Zanato, ve lo dico, sta cercando di raggiungere ancora le zone un po' più su, quelle più colpite, dove però purtroppo non riusciamo a collegarci, e attenderemo appunto che lui ci invii immagini e interviste. Siamo al telefono con l'onorevole Federico D'Incà del Movimento 5 Stelle. Onorevole, buongiorno ancora, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Non so se ha avuto modo di seguire anche quanto hanno detto in conferenza stampa in diretta Zaia e Borrelli. Servono i soldi per partire subito. Ero lì presente, per cui ho seguito attentamente prima, anche nella riunione precedente. Come immaginavo, infatti, come avevamo detto ieri sera. Cosa dice? Quella precedente era quella più operativa, perché c'era praticamente una riunione fatta con D'Angelo, invece c'era appunto la persona che segue l'unità di crisi. Borrelli chiaramente è il capo del Dipartimento della Protezione Civile, e nella riunione precedente si è fatta un'analisi in maniera molto stringente sui vari punti critici, oltre chiaramente a quello che ha fatto, appunto, che voi avete visto, l'incontro Zaia e Borrelli, che chiaramente era di più una conferenza stampa di ringraziamento delle persone che hanno lavorato. Appunto la riunione precedente, dove sempre io ringrazio ancora una volta il prefetto Esposito, che forse è stato dimenticato durante la conferenza stampa di Zaia, ha fatto un lavoro straordinario insieme a tutta quanta la protezione civile, i vigili del fuoco, forze dell'ordine, la questura di Belluno, i carabinieri, sono veramente tutti. I punti critici ormai sono chiari. Manca ancora in alcune zone di Cosalto e della parte alta del Lagordino l'energia elettrica. I danni sotto il profilo della rottura della distribuzione secondaria e della distribuzione dell'Enel alle singole case è incredibile, per cui ci vorranno mesi e mesi da poter mettere a posto tutto. In questo momento si ragiona nel portare singoli gruppi elettrogeni nelle singole case, che in questo momento hanno ancora delle difficoltà. Chiaramente bisogna uscire dall'emergenza, bisogna mettere a posto l'acquedotto di Roccapietole, dare la possibilità che se avvengono altri fenomeni, diciamo, di portata importante, perché adesso tutto quanto è fragile in questo momento, ci vuole una protezione per i piccoli diciamo ruscelli, che sono trasformati in ruscelli in più inquina nel corso di questi ultimi 7 giorni.
adesso abbiamo la possibilità di poter lavorare con tantissime squadre della protezione civile che vengono dall'Emilia Romagna, dalle Marche, dalla Lombardia, da ovunque, e stiamo lavorando. Il passo dopo è la legge di bilancio e metterci i soldi. Esattamente. Allora, intanto grazie per le notizie che ci sta fornendo, se ne ha altre ovviamente da questa riunione operativa. Cerchiamo di raccontarle appunto alla popolazione che la segue. Quello che volevo chiederle io, siccome Valdobbiadene, Pieve di Soligo e altri si stanno organizzando con una raccolta di generi alimentari, risulta anche a lei che ci sia questa esigenza? Ci sono sicuramente delle problematiche nella parte alta e di persone che sono isolate. Io forse ritengo più giusto magari che riusciamo a intervenire anche sul dopo, perché le problematiche gravi che avremo sicuramente saranno nel rifacimento dei tetti delle persone, nei danni causati dagli alberi caduti sulle case, su anche i giardini, quanto poco insomma i danni sono anche nelle singole abitazioni e in quello che è il perimetro esterno. E lì secondo me c'è bisogno assolutamente di aiuto da parte delle persone, ma ci vorranno probabilmente soldi chiaramente, perché non è che una singola persona possa andare su un tetto e rifare un tetto di quella portata o di quei luoghi, perché ripeto sono anche case che sono messe su pendii molto ripidi, case bellissime, secolari, che tra l'altro hanno resistito a tutto da 100 anni a questa parte, fatto salvo questa bomba vera e propria che è arrivata. Ecco, molto probabilmente un'altra cosa in più che forse occorrerà pensare, e che io vi propongo a tutti in questo momento, è di adottare anche un albero. Cioè, adottiamo un albero del Bellunese, ne sono caduti 3 milioni molto probabilmente su tutta la parte del nord-est. 5 milioni in Veneto che adottano un albero, sia per togliere l'albero vecchio che per rimettere un albero nuovo. Ragioniamoci insieme, io non dico oltre alle collette che faremo adesso per tutte le singole case e le persone che sono in difficoltà, ci mancherebbe altro, non facciamo cadere neanche il pensiero che dopo dovremo che riparare un danno ambientale che sarà di dimensioni abnormi. Certo, adottiamo un albero, l'iniziativa c'è una proposta dell'onorevole D'Inca. Grazie onorevole, ci sentiamo... Ripeto, scusami Ferdinando ancora un secondo, prima le case, cerchiamo di dare una mano con i contributi, con il numero del messaggio che c'è, diamo un grande stimolo a questo contributo per poter rifare le case. Ogni casa per rifare un tetto di quelle dimensioni ci vogliono 20-30 mila euro come minimo, ripeto, come minimo per poter rifare quei tetti là ci vogliono 30 mila euro. Ne sono andati via probabilmente 1000 di tetti delle nostre case. Fate presto a fare i conti di quanti soldi ci vogliono. Dopodiché nei prossimi mesi pensiamo che ognuno del Veneto possa adottare un albero del Bellunese. Secondo me è una grande iniziativa pure questo. Certo, assolutamente. Grazie onorevole D'Inca, buon lavoro. Se ci sono altri aggiornamenti la prego torni a collegarsi con noi. Sì. Grazie. Allora, avete sentito, priorità alla popolazione, alle persone, alle case, ogni tetto costa tra i 20 e i 30 mila euro per rifarlo, ce ne sono migliaia che sono stati sradicati, l'abbiamo documentato in questi giorni. Lucio, sei a Cencenighe adesso? Dove sei? Sì, sono a Cencenighe, sono riuscito a trovare 4 chiavi per farvi un collegamento, sono sopra il ponte Cordevole, mi senti? Sì, vai tranquillo. Si sente il corso del fiume, del torrente. Allora, mi sono fermato qui, primo perché qui... Esatto, primo perché qui è l'unico punto dove prende e il secondo perché, adesso mi sposto, scusate se farò ballare un po' la camera, ma volevo farvi sentire e vedere soprattutto com'è il Cordevole adesso, perché vale la pena, ecco sì siamo in diretta assolutamente, vi dico che si passa dal giorno alla notte, cioè si passa da una situazione di tranquillità a un'emergenza. Allora, ti dico che si passa dal giorno alla notte, si passa da una situazione di relativa calma all'emergenza, da una galleria che è completamente buia e ti sembra veramente di cambiare il giro, ma quello che volevo farvi sentire e vedere è questo. Guardate il Cordevole com'è in questo momento, si sta ancora scaricando in maniera notevole e continua a scendere verso valle, però diciamo che noi pensiamo che ormai l'emergenza dell'acqua sia finita. Sentite un po' il rumore perché fa veramente impressione. Proprio con l'onorevole D'Inca, ed è ancora impressionante come Hamas, dove è crollato, dove ha mangiato quell'edificio,
lì scorrono di solito massimo 50 cm, si è arrivato a 7,5 metri, no? Quindi abbiamo ben inteso cosa è stato e tu ci stai documentando come sia ancora impetuoso. Sì, esatto, guarda, devi vedere questa cosa qua perché sì, io cerco di raccontarvela per televisione, ma fa veramente paura qui. Tieni presente che questo è il ponte che è stato mangiato, non so se vedete qui, io non vi posso spostare più di tanto altrimenti parte il segnale, vedete qui c'è la sponda che è stata ricostruita, poi ovviamente il cordevole si apre e scende verso l'abitato di Cencenighe, però era importante farvi vedere questo perché non è vero che l'acqua non fa più paura, l'acqua fa ancora tanta paura e se continua a piovere non è che stiamo tanto tranquilli, guardate un po' qui cosa sta venendo giù in questo momento. Tenete presente che il Cordevole, lo ripeto, è un fiume silente, cioè è un torrente che non gli avresti dato veramente neanche 2 lire. Non a caso c'è l'apertura lì ad Agordo verso la Luxottica, però se notate la tangenziale esterna di Agordo l'hanno fatta tra la Luxottica, cioè il Cordevole passa tra la Luxottica e la tangenziale non è che sia tanto più alta del fiume, solo che per fortuna hanno fatto, diciamo così, un invaso, hanno allargato l'invaso per cui probabilmente fa anche un po' da vasca d'espansione. Ci sono molte meno macchine che transitano, evidentemente sono quelle delle persone, diciamo, che vivono qui. Io adesso ti restituirei la linea, cerco di salire un altro po', se ho un po' di fortuna cerco di collegarmi da Alleghe a questo punto. Esatto, proviamo, anche se là è davvero difficile. Lucio, quanto ci potrai mettere per raggiungere Alleghe? Questo, a parte che oggi le strade appunto sembrano più libere, hai idea di questo? Ecco, inquadriamo proprio anche le auto, fai vedere, bravo, grazie Tony Andrea, grazie. Ancora per aiutare i soccorsi. Ecco, non voglio sapere cosa è successo Lucio, ma immagino sia ancora tutto a posto, lo zaino è ancora in diretta, quindi abbiamo visto l'effetto del Cordevole, che cosa ha creato nei giorni scorsi e che cos'è in questo momento. Sì. Barbara mi sentite? Grazie per le dirette. Mi sentite? Vai Lucio. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Scusate, ma qui purtroppo siccome il segnale va e viene, a un certo punto vi ho perso, pensavo di aver perso il collegamento. Comunque ecco, era questo sostanzialmente il motivo di questo passaggio. La cosa che vi faccio notare è che qui normalmente insomma c'è sempre molta gente, guardate non c'è assolutamente nessuno per strada, tutti allineati e coperti, tutti impegnati a mettere a posto le proprie cose e guardate qui di nuovo il Cordevole comunque in diretta, quindi con massima attenzione, vedete qua il ponte. Adesso io ripeto, non so se mi avevate sentito prima, perché appunto non riuscivo a sentirvi, io adesso cercherei un altro punto andando più in su, vediamo se riesco a collegarmi più in alto. Quanto ci metti a raggiungere Alleghe? Non lo so, dipende da quanti interruzioni riesco a trovare, capito? Certo. Scusate se adesso io rimetto un po' la camera al suo posto. Comunque vedete, qui c'è oltretutto senso unico alternato per il ponte, perché il ponte non è assolutamente percorribile con 2 auto e quindi questo vi dà già la sensazione di qual è il problema della viabilità ancora, sebbene date un'occhiata. Il manto stradale è pulitissimo, cioè proprio vorrei essere passati con l'idropulitrice perché non trovi fango, non trovi niente, trovi tutto a posto, naturalmente nei limiti del possibile, perché eccolo qua il punto dove è ceduto, e in altri punti venendo su sono diversi i punti dove la strada ha in parte ceduto. Mi spiego, per quello ci sono unici alternati, adesso vediamo fin dove arrivo e cerco di collegarmi. Ok. Grazie Lucio, grazie per il tuo prezioso lavoro, ci risentiamo tra poco. Vi ricordo che appunto siamo riusciti a collegarci solo dopo giorni con una residente di Alleghe che era isolata sino a poche ore fa. Finalmente ieri sera è arrivata la luce grazie a un generatore. Questa mattina hanno visto volteggiare l'elicottero di Luca Zaia con il capo della protezione civile Borrelli, che hanno fatto un lunghissimo giro, come diceva lo stesso Zaia, sulle zone colpite, e questo è
molto importante, anche perché quelle persone come Nili Riva, che solo oggi è riuscita a mettersi in contatto con noi, ha potuto sentire anche la vicinanza di chi è impegnato nella macchina dei soccorsi, e esso stesso ha avuto difficoltà a raggiungere certe zone. Lo ha detto anche Zaia stesso, dove ci siano ancora 8 frazioni isolate. Allora vi do un aggiornamento importante alle 13, quindi tra pochissimi istanti la nostra troupe sarà a bordo di un elicottero impegnato nei soccorsi. Non riusciremo purtroppo a seguirlo in diretta, ma vediamo cosa possiamo fare. Questo è importante, e allora appena possibile invieremo questo reportage con la nostra troupe al lavoro, Francesco Ceron, Tiziana Bolognani, che saliranno a bordo dell'elicottero, ve lo ricordo ancora una volta, tra circa 5-6 minuti, e quindi appena possibile invieremo queste immagini. Allora, se abbiamo pronto il contributo di Zaia, perfetto, ecco, grazie a Nicola, Andrea Basso e Tony Esposito, lo ribadisco ancora una volta. Risentiamo i punti importanti della conferenza stampa poco fa del governatore Luca Zaia. Vediamo. Abbiamo voluto questa mattina cercare di fare un blitz, abbiamo, come si può dire, sfidato il tempo, perché andando in su diciamo che non si vedeva valle, quindi abbiamo volato sopra le nubi per arrivare nei luoghi teatro di questa tragedia. Ringrazio il capo della protezione civile perché ha dato la sua piena disponibilità, siamo scesi, abbiamo visto i territori, e anche si è avuto modo anche di avere nuovamente contezza, anche per il sottoscritto, la seconda volta che ci vado, di quello che è accaduto nelle nostre montagne. L'Enel ha 5.800 utenze ancora da chiudere, ringraziamo l'Enel. Dicevo, noi General Borrelli abbiamo sicuramente ereditato una situazione da lunedì a martedì drastica, drammatica, io ho detto il Veneto è in ginocchio, vai fino in fondo, visto e considerato che dopo il passaggio di questa tromba d'aria, di questa avversità atmosferica, ci siamo ritrovati 160.000 utenze senza fornitura di energia elettrica, un totale isolamento della telefonia mobile e anche quella fissa, e ancora oggi abbiamo visto che in quelle zone di telefono non si poteva avere utilizzo, e poi il tema dell'acquedotto e di tutti i servizi. L'isolamento anche fisico, visto e considerato che le molte strade, le frane che ci sono state hanno reso impraticabili molte strade. Ancora in questo momento abbiamo 8 frazioni isolate, abbiamo ancora un centinaio di persone evacuate, però la situazione è ancora drammatica. Vi dico questo perché mi diceva l'efficiente assessore Bottaccini, in questo momento abbiamo circa 5.000 utenze ancora da collegare, però il problema, oltre al collegamento di queste utenze, è un problema generale di affrontare subito questo tema. Qui non si tratta di recuperare, abbiamo visto con il capo della protezione civile, non si tratta di recuperare una situazione di un'area industriale, di un distretto industriale che deve ripartire. Lì la fabbrica di quel territorio è il territorio, è il paesaggio, è il contesto ambientale. Pensare di avere quasi 100.000 ettari, li stiamo contando, e per bene, tra l'altro ringrazio tutti quelli che stanno facendo questo lavoro utilizzando le nuove tecnologie, avere quasi 100.000 ettari di bosco che non c'è più, pensare che abbiamo frane ovunque, pensare che abbiamo almeno un centinaio di chilometri di strade da rifare, sono strade che non esistono più. Siamo andati oggi anche a vedere i serai di Sottoguda, oggi inesistenti, erano uno dei punti di attrazione turistica della Valle Agordina di Rocca Pietre. Sono tutti questi contesti ci fanno dire che dobbiamo intervenire subito. Qui c'è un rischio, non c'è solo il rischio di non recuperare la viabilità, i boschi e gli scantinati e molta brambola, ma c'è il rischio che nel frattempo la gente di montagna se ne vada dalla montagna. Il rischio di spopolamento è il rischio che più ci fa pensare in questo momento. Ieri sera ho parlato con il Presidente del Consiglio, abbiamo fatto una lunga telefonata e ne abbiamo parlato a fondo, oltre ad esprimere la vicinanza e a confermarmi che il General Borrelli lo teneva costantemente informato su quello
che è accaduto al Veneto, il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri hanno contezza della tragedia che sta vivendo il Veneto. E voi sapete che fin da subito noi abbiamo chiesto l'attivazione della Protezione Civile Nazionale, è stata attivata in tempo reale e quindi il Governo ha dimostrato da subito la sua vicinanza. Il Presidente del Consiglio mi ha detto che in settimana comunque ci saranno i primi provvedimenti. Voi sapete che già il Consiglio dei Ministri e il Governo ha adottato provvedimenti circa la sospensione di adempimenti fiscali e quindi il procrastinare le scadenze per i territori, per i territori che hanno subito questa tragedia, e in settimana dovrebbe esserci, appunto, in occasione del Consiglio dei Ministri, già dovrebbero esserci le prime decisioni e le prime posizioni da parte del Consiglio dei Ministri. Da parte nostra è ovvio che diciamo che ci servono risorse, ce ne servono tante. Abbiamo ben chiara la situazione. Qualcuno mi chiedono quanti saranno i danni. Io penso che almeno 1 miliardo di euro di danni in tutto il territorio ce l'abbiamo in Veneto. Ce l'abbiamo perché anche facendo dei calcoli spanometricamente sappiamo che danni al patrimonio pubblico e al patrimonio privato cubano più o meno quelle cifre. E se abbiamo risorse riusciamo a partire subito. Abbiamo anche così l'auspicio, e esprimiamo così una preghiera pubblicamente, di poter avere anche poi, come si può dire, libertà nella gestione commissariale, perché non si tratta di andare a spostare fango o a spostare detriti, ci sono anche quelli, ma si tratta di ripulire centinaia di ettari di bosco, si tratta di spostare tutte queste piante che sono di una mole paurosa, e quindi ci vuole piglio di operatività che è tipico della Protezione Civile Nazionale, e spero che diventi, come si può dire, che prenda corpo anche in quello che saranno poi i provvedimenti che si faranno. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e che stanno lavorando. Il sindaco di Roccapietore questa mattina chiedeva ancora volontari, adesso vedremo di capire di mandare su ancora uomini. Ringrazio la Protezione Civile Nazionale, ringrazio i Vigili del Fuoco, sempre presenti e sempre efficienti. Ringrazio tutte le colonne mobili arrivate dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana e da altre realtà. Ringrazio Enel, ringrazio Terna, ringrazio l'Esercito, sempre presente. Se avete ancora più uomini, benvengano. Insomma, siamo una squadra efficiente, e sappiamo tutti che dobbiamo salvare questa montagna. È la montagna delle eccellenze, la montagna, ve lo ricordo, che è patrimonio dell'umanità. Queste sono le Dolomiti, le nostre Dolomiti, che sono patrimonio dell'umanità, iscritte nella lista dell'UNESCO, per cui la ferita è una ferita grave. Chiudo dicendo che questa visita è stata utilissima per noi, appunto, per vedere i danni, e poi avremo anche le impressioni dall'ingegnere Borrelli di quello che ha visto. Abbiamo visto gente che lavorava, abbiamo visto tante persone da sole, anche in molti casi, che sparavano fango. Lì abbiamo visto ancora molte abitazioni con il fango. Abbiamo visto desolazione, abbiamo visto anche un paesaggio lunare, e questo è il caso di dirlo. Anche se splende il sole, non c'è il sole da quelle parti. Un appello ai cittadini: evitiamo il turismo delle disgrazie, evitiamo di andare a intasare traffico, strade e luoghi della tragedia in queste ore. Non siete d'aiuto per andare lì a far selfie o foto. Io so che i veneti mi ascoltano. Attendete che si ripristini bene la viabilità, che queste aree siano visitabili, e poi iniziate ad andarci per consumare un caffè, un panino, una gita fuori porta, andare a sciare una mezza giornata, una giornata, un weekend, una settimana. La montagna si aiuta anche così, non abbandonate la montagna veneta. Noi siamo preoccupati del fatto che non serpeggi e non diventi soprattutto una leggenda metropolitana, che lì 2 punti non vale la pena di andare perché non c'è più nulla. Noi la faremo come prima, e più di prima questa montagna la rifaremo, la recupereremo tutta. Altro appello: volete già dare un segnale, se vi volete darlo questo fine settimana, c'è qui il Presidente della provincia di Belluno, abbiamo una fiera che si è spopolata a Redamont, che parla di tutto quello che è alla fiera di Longarone. Ci si arriva a Longarone, non c'è nessun problema, e andate almeno in fiera a dare, come si può dire, sostegno a coloro che sono lì da 3 giorni ad aspettare qualcuno che arrivi, perché le informazioni sulla montagna, che non è più oggi visitabile, hanno anche penalizzato questa fiera, che parla poi a Redamont, lo dice
e la parola stessa parla di tutto quello che è l'artigianato e l'arredamento di montagna, quindi anche una bella occasione per dare una mano ai nostri artigiani che vengono da quelle aree. Non aggiungo altro. Ah sì, vabbè, abbiamo, giustamente mi ricordava Bottaccin, abbiamo un conto corrente, non chiedetemi il numero perché in questo paese è strano, per versare bisogna imparare a avere un numero che è lungo così, io non ho capito perché bisogna fare una legge per togliere sto IBAN, almeno per le emergenze. Lo diffonderemo con i comunicati stampa e abbiamo chiesto l'attivazione del SMS solidale e devo dire anche qui ancora una volta l'ingegnere Borrelli è stato non rapido, di più, perché penso che in tempo reale dove ancora, sono come gli SMS, ti mando un messaggio, era già arrivato, e abbiamo questo numero, vale, lo dico ai veneti perché quando leggono ma cosa c'entra Lombardia e Liguria e Friuli Venezia Giulia, vale, chiedo ai veneti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando di versare, perché poi il frazionamento delle risorse che saranno versate verrà fatto sulla base di un accordo che faremo tra regioni con la protezione civile in base alla percentuale di danni che ognuno di noi ha, per cui approfittate ditelo ai cittadini che versino e il numero è valido da domenica alle ore 24? Da domenica alle ore 001, cioè dalla mezzanotte di sabato, quindi domenica, dalla mezzanotte di domenica, cioè di sabato notte per la domenica, quindi da stanotte. Insomma, mettetevi tutti la sveglia a mezzanotte e un secondo e via. È un bel segnale per la montagna, per chi sta soffrendo, sono 3-4 giorni che non dormono più. Quindi voglio intasamento di messaggi. L'altra volta l'avete fatto, lo dico ai veneti, bisogna fare di più stavolta. Anche perché si vedranno poi le zone che hanno versato di più e quindi dobbiamo vincere questa sfida, mi raccomando. Io non aggiungo altro, grazie a tutti, grazie alla comunicazione, ultima roba, grazie al mondo della comunicazione, grazie per essere sempre stati presenti, lo diciamo ma ormai siamo abituati all'inizio, la stampa nazionale è anche distratta da altri eventi, ci rendiamo conto che è accaduto di tutto, si è parlato moltissimo giustamente della Basilica di San Marco con l'acqua alta, la tragedia di Venezia, però adesso a bocce ferme grazie, perché comunque bisogna continuare a parlare e presidiare il fatto che la nostra montagna veneta è in ginocchio. Dateci una mano, grazie ancora. Allora, torniamo in diretta alla nostra edizione straordinaria. Avete sentito, riascoltato dalla viva voce del governatore Luca Zaia. Vediamo, Tori, ancora le immagini dell'arrivo, ecco, grazie, dell'elicottero dopo il sorvolo delle zone disastrate con Luca Zaia e il capo della protezione civile Angelo Borrelli, quando questa mattina abbiamo seguito in diretta, come sempre e come stiamo facendo da 6 giorni, la mobilitazione totale della nostra regione, gli uomini di soccorsi, della struttura della protezione civile per appunto garantire un'informazione costante. Eleni ancora via Facebook ci scrive se possiamo dare il numero di SMS. Sì, allora è il 455000, quindi 455000, ma vi ricordo ancora una volta non è attivo, bisogna aspettare la mezzanotte di oggi, quindi aspettiamo che passi mezzanotte e 1 minuto, ci impegniamo questa sera a fare un video con la donazione in diretta, di fatto che garantiremo anche noi con i nostri cellulari, quindi per ricordarlo lo posteremo in diretta questa notte, così da quel momento lo potrete fare un po' tutti, ma c'è il conto corrente attivato dalla Regione del Veneto che ricordava poco fa anche Luca Zaia, che vedete sempre in sovraimpressione nella nostra grafica. Sentite quando Zaia è sceso. Solo le prime impressioni. Dopo, come ha detto il Presidente. Sono 2 ore che siamo in aria. 2 ore che siamo in aria, quindi, e come ci ha confermato anche la signora Nili Riva, dopo il contatto datoci dalla figlia che vive a Bruxelles, siamo riusciti a intercettarla dopo almeno 48 ore, ci provavamo da 2 giorni, finalmente è arrivata la luce ad Alleghe.
ma non splende il sole nonostante sia una bella giornata, come ha detto il governatore Luca Zaia. Servono strade, infrastrutture e poi l'ammonimento, come riporta anche il Gazzettino in questo istante nella sua home page, evitiamo il turismo dei disastri. Cosa riporta? I tronchi abbattuti intasano la diga del Comelico in Val Visdende, questo riporta adesso anche il Gazzettino.it. Guardate le parole di Zaia: puntate la sveglia, mezzanotte e un secondo, iniziate a donare, anche perché poi si vedrà da quali zone si donerà di più e come verranno distribuiti questi stessi fondi. Vi dico, la nostra diretta andrà avanti ininterrottamente anche nel pomeriggio, quindi continuiamo a seguire gli eventi di questa giornata con i collegamenti. Tra poco cerchiamo di raggiungere Lucio Zanato, con il quale speriamo di poterci collegare, non lo sappiamo perché appunto è ad Alleghe, è area fortemente in difficoltà. Come avete sentito da Nili Riva, di fatto saremmo i primi, mi sembra di capire, a raggiungere, insieme ai soccorsi che ancora devono arrivare. Ce l'abbiamo fatta da soli, ha detto Nili Riva da Alleghe poco fa in diretta con Antena 3, perché sono arrivati i generatori soltanto ieri sera, un generatore che sta alimentando una parte di Alleghe, e quindi la comunità si è stretta aiutandosi da sola, perché appunto molte di queste zone, nonostante i 3 elicotteri della regione, i 2 dei vigili del fuoco e molti altri, perché poi li abbiamo visti oggi dal campo volo dell'aeroporto di Belluno alzarsi in volo e rientrare di continuo, si potevano raggiungere quelle zone soltanto con gli elicotteri. Adesso sentiamo il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nelle sue parole pochi minuti fa in conferenza stampa. Ve la riproponiamo, intanto vi aggiorniamo. Tiziana e Francesco dovrebbero aver preso l'elicottero, il decollo era previsto alle 13 e così appunto appena rientreranno cercheremo di inviarvi questo loro reportage con la cronaca delle nostre montagne viste dall'alto. Sentiamo Borrelli. Io ringrazio il Presidente, il Prefetto per aver coordinato i soccorsi in un modo efficace e tempestivo. Ringrazio soprattutto per questo gioco di squadra che è stato messo in campo. Voi sapete che la Protezione Civile non è un'amministrazione, è una funzione, quindi loro hanno interpretato al meglio l'attività di coordinamento. Noi abbiamo fatto salire qua il collega Luigi D'Angelo e i colleghi del Dipartimento Nazionale per dare una mano, perché noi siamo sempre pronti a dare il supporto in ogni occasione, e ci ha fatto piacere poter constatare la capacità di intervento che hanno espresso Regione e ovviamente il Prefetto in questo centro di coordinamento. Voglio partire dai ringraziamenti anche io, ringraziamenti a tutti coloro i quali sono intervenuti. Ringraziamenti ovviamente ai Vigili del Fuoco, che sono componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai volontari di Protezione Civile. Noi abbiamo messo in campo in questi giorni oltre 8.000 volontari, è stato il picco nelle giornate di mercoledì e giovedì. Anche in questi territori abbiamo messo a disposizione tutto il volontariato che serve. Abbiamo registrato a Rocca Pietore la esigenza del sindaco, e faremo in modo di mandare altri volontari. Voglio ringraziare ovviamente le forze armate, le strutture operative tutte quante, quindi questo è il sistema di protezione civile che si è mosso, compreso anche voi che vi occupate della comunicazione e dell'informazione alla cittadinanza. Voglio in modo particolare ringraziare i sindaci, che sono i veri eroi di quei territori, perché ci sono frazioni, comuni che sono rimasti isolati, e la parola d'ordine, e qui voglio proprio citare, l'ho conosciuto e lo voglio ringraziare il sindaco di Rocca Pietore, perché lui ha interpretato nel modo giusto il suo ruolo di sindaco. Quando c'è un'emergenza ci si attiva, le procedure le abbiamo, in realtà dovremo anche immaginare delle procedure
per gestire meglio le emergenze, ma non è questo il momento di parlare, ne abbiamo parlato in altre occasioni di queste cose. Lui si è attivato, ha attivato i mezzi necessari per porre rimedio a questo flagello che in quella valle ha fatto veramente la distruzione. Come dice il Presidente Zaia, noi dobbiamo intervenire velocemente. Su questo posso dire che sono stato in costante contatto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e anche con il Sottosegretario Giorgetti, ci siamo sentiti più volte e io sono qua per portare la testimonianza della presenza del Sistema Nazionale di Protezione Civile e del Governo tutto. Faremo quello che dobbiamo fare per la dichiarazione dello stato di emergenza, credo che dovremmo partire, perché se noi volessimo fare un conto all'euro di quelli che sono i danni, noi forse partiremo fra un mese o forse 2. Noi partiremo subito, come ha detto il Presidente Zaia, come mi ha chiesto il Presidente Conte. Noi per la settimana prossima con i colleghi del Dipartimento che sono sparsi per l'Italia, siccome abbiamo una sofferenza un po' in tutta Italia, ma in questo territorio si è manifestato in modo molto molto pesante, partiremo con la proposta di una dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse. Poi ovviamente ci sarà tutto il tema degli interventi anche nelle ordinanze, metteremo tutte le norme che consentono di gestire i detriti e quant'altro necessario anche per gestire le procedure di appalto degli interventi delle somme urgenze, delle opere necessarie, sperando che questa sia l'ultima, perché come sapete nel mese di agosto, fine agosto, dopo l'evento di Genova, il Servizio Nazionale della Protezione Civile si è riunito e ha elaborato anche delle proposte da inserire nel codice degli appalti per evitare di dover gestire le emergenze con delle ordinanze del capo dipartimento della protezione civile e deroghe al codice degli appalti. La conferenza delle regioni, quindi tutti i presidenti delle regioni, l'ANCI aveva concordato insieme con noi prima, i centri di competenza, gli enti che fanno ricerca, avevamo ipotizzato delle proposte normative perché nel codice, e ci auguriamo che nel nuovo provvedimento che va a modificare e semplificare il codice degli appalti siano recepite queste nostre proposte, ci siano delle norme da impiegare nell'emergenza, per cui si possa essere sempre più tempestivi. Che dire che la situazione è pesante, sono scenari apocalittici per quanto riguarda le valli devastate, le strade sfondate, i tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli di materiale leggero e quindi danneggiabile con una folata di vento. Qui non c'è stata una folata di vento, abbiamo registrato venti fino a 160 km orari, 180 scusate, io ero rimasto fermo a 160 nelle valli, quindi potete immaginare che devastazione. La stessa devastazione che poi c'è stata per esempio in Liguria, dove se noi non avessimo avuto il vento molti danni li avremmo limitati. In questo territorio forse comunque i dissesti li avremmo visti, ma in Liguria noi abbiamo avuto le violente mareggiate che hanno distrutto ovviamente tutte le aree costiere, quindi noi saremo qui, supporteremo. Voglio ringraziare chi ancora adesso sta lavorando, in particolar modo Enel, le aziende di erogazione dei servizi. Ci sarà ancora da fare per alcuni giorni. Noi tutti speriamo, come dicevamo oggi stamattina col Sindaco, di fare quanto prima. E assicureremo quindi tutto il supporto del Dipartimento Nazionale. Mi fermerei qui perché abbiamo detto tutto. Voglio ricordare anch'io questo discorso degli SMS. Permettetemi anche di fare un chiarimento rispetto al tema degli SMS. Vedete, lo strumento degli SMS solidari è stato uno strumento che nel nostro Paese ha avuto una lunga storia. Per il Dipartimento della Protezione Civile è stato sperimentato per la prima volta durante l'emergenza
del maremoto nel sud-est asiatico nel 2004, abbiamo raccolto 54 milioni di euro e nel giro di un anno abbiamo speso i 54 milioni di euro. Durante l'emergenza del sisma Centro Italia abbiamo avuto delle polemiche legate all'utilizzo delle risorse degli SMS, polemiche strumentali perché le risorse sono state destinate sulla base delle esigenze manifestate dal territorio e rappresentate dai presidenti di regione. Io sono convinto che in questa occasione l'utilizzo degli SMS sarà più tempestivo, più rapido e immediato, perché su questo noi ci metteremo la massima attenzione, soprattutto i presidenti delle regioni riusciranno a fare un gioco di squadra che è fondamentale in questi casi. Grazie. Ecco, così il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli. Importante poi sgomberare anche il campo da molte ricostruzioni, molte dietrologie, fake news che girano sui social, cioè quei soldi raccolti via SMS saranno impiegati, come è sempre stato fino adesso, correttamente sui luoghi dei disastri per aiutare le popolazioni, e questa volta deve essere più rapido e più tempestivo, ha detto Borrelli. Lo stesso Zaia aveva detto non un centesimo sarà sprecato, andranno tutti alle popolazioni colpite dalla calamità naturale di questi giorni. Saluto e ringrazio il direttore del nostro gruppo Media Nord-Est. Buongiorno, ciao Luigi Bacialli. Ciao Ferdinando, ciao. Ciao direttore. Buongiorno. Allora, hai seguito un po', no? Che impressione hai, anche facendo un confronto rispetto a quello che fu il 2010, che noi come sempre seguimmo in diretta? Ti sembra ci sia una risposta immediata, pronta? Qual è la tua idea? Ma guarda, intanto partirei dall'ultima dichiarazione del capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli sugli SMS. Io sono convinto che queste risorse andranno e sono andate a buon fine, però sarebbe giusto, trattandosi di soldi di persone che hanno proprio voluto contribuire concretamente al soccorso delle popolazioni colpite, all'aiuto, che poi ci fosse un rendiconto. Sì. Cioè io non abbiamo avuto una lista delle strutture ricostruite nei territori colpiti dal sisma, paese per paese, quanti soldi sono andati ad un comune piuttosto che ad un altro, che edifici sono stati costruiti. Facciano la cortesia, come quando dicono spesso 1 milione di posti di lavoro, dicano dove sono stati creati questo 1 milione di posti di lavoro, dove sono andati i soldi degli SMS, così sarebbe tutto più trasparente e più chiaro. Credo che questo sia un giusto riconoscimento del sostegno dato dalle persone, in modo che non ci siano poi sospetti e dubbi. Poi, come dice il Presidente Zaia, sono convinto che non sarà sprecato un centesimo ed è giusto che sia così. Quanto in generale, io credo che la Regione del Veneto, la Protezione Civile abbiano dato davvero un esempio, ennesimo esempio di grande efficienza e di grande, in questo caso, di capacità di prevenzione, perché se non fosse stato lanciato l'allarme che ha lanciato la Regione quando tutti sostenevano che era un allarme eccessivo, i danni sarebbero stati molto più gravi. Quindi grande efficienza, mobilitazione di uomini e di mezzi, ovviamente grandi difficoltà nel raggiungere ancora adesso le stazioni isolate, le ultime migliaia di utenze senza energia elettrica, ma insomma piano piano credo che si riuscirà a fare quello che importante, direttore, intanto che abbiano intenzione di sospendere, poi si attende ovviamente l'ufficialità, ma sospendere rate dei mutui, pagamenti, le tasse, poi che da prossima settimana... Guarda Ferdinando, a proposito di questo, noi ieri sera abbiamo dato la notizia della Vice Ministro dell'Economia Laura Castelli, che ha detto in maniera molto chiara che questa sospensione degli obblighi fiscali, la direzione dei mutui, eccetera, sarebbe stata
avviata subito. Adesso bisogna che insomma anche qui dalle parole passino ai fatti, cioè non mi pare che si possa aspettare più di tanto a comunicare a una comunità così duramente colpita che ci sono queste esezioni, perché altrimenti io credo che la gente non capisca e soprattutto non apprezzi questi annunci se poi non vengono seguiti rapidamente dai fatti. Quindi ci aspettiamo, io credo che ci si debba aspettare quanto prima che il governo su questo non temporeggi, insomma che nelle prossime ore si abbia una comunicazione ufficiale. Ti posso chiedere cosa farai a mezzanotte 01 allora? Col numero di SMS, il numero di SMS solidale. A mezzanotte 01, daremo il nostro contributo, insomma, no? Esatto. Faremo il nostro contributo, non c'è dubbio, faremo il possibile. Io credo che poi abbiamo fatto davvero un lavoro straordinario, grazie appunto a tutta la redazione, a partire da te, ai nostri tecnici, il nostro editore che ci ha sempre sostenuto su questi interventi con mobilitazione di truppe, di giornalisti, di tecnici, delle dirette che sono partite non appena è stato lanciato l'allarme, e quindi abbiamo davvero, credo, anche dal punto di vista giornalistico, fatto molto più di quanto non abbiano fatto le grandi reti nazionali, e questo ovviamente è motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutto il nostro gruppo. E, tra l'altro abbiamo raccolto varie proposte, l'onorevole D'Incà ha detto prima di tutto aiutiamo le popolazioni, le case, la gente che ha per esempio anche i tetti scoperchiati, per sistemare solo uno di questi c'è una spesa tra i 20 e i 30 mila euro, quindi prima loro, ma poi potremo lanciare un'iniziativa, adottiamo un albero, visto che centinaia di migliaia di questi alberi sono a terra, oppure poi l'assessore Caner che abbiamo sentito questa mattina, assessore al turismo, ha detto per esempio potremmo distrarre alcune risorse, e ci ha detto 80 milioni di euro per le comunità di confine, e che queste stesse comunità possano invece decidere di destinarli alle aree più colpite da questo che è di fatto come un sisma sulla montagna bellunese. Sì, verissimo, sono tutte proposte che sono condivisibili. Io penso che davvero l'importante è che si passi davvero dalle proposte poi ai fatti, che si indirizzino le risorse che ci sono là dove è più necessario. Ieri con l'ingegnere Iannacopoulos, con Giovanni Iannacopoulos, abbiamo anche pensato di lanciare nei prossimi giorni, ma già da adesso, insomma, un'iniziativa per sollecitare i parlamentari a fare tutto il possibile. Noi abbiamo 74 parlamentari a Roma, sono tutte persone che conoscono molto bene il territorio, così come avevamo fatto in altre circostanze, avevamo chiesto un impegno scritto. Credo che faremo molto per fare in modo che le istituzioni anche a quel livello si diano da fare per esercitare pressioni sul governo e per fare in modo che ci sia una sensibilità anche politica rispetto a un territorio così duramente provato. Finora devo dire che si è parlato molto sulle reti nazionali degli Iotti Rapallo, ma molto meno dei danni che sono stati riscontrati dalle nostre reti sulla fascia montana e pedemontana in particolare. Non si sono resi conto di quello che è successo? Si sono resi conto magari un po' con un solito ritardo, nel senso che tu dicevi nel 2010, da lì anche in quell'occasione avevamo visto che si erano tutti accorti di quanto era successo, aveva un'alluvione spaventosa parecchi giorni dopo, quando ormai le acque erano defluite e si stavano contando i danni, no? Quindi bisogna anche da questo punto di vista non perdere tempo. Certo, grazie direttore, grazie, buon lavoro. Grazie Ferdinando, complimenti a te, a tutti, alla squadra, tutti i tecnici in regia, tutti coloro che sono... Una squadra eccezionale, l'unità di crisi di Media Nord-Est abbiamo detto. Grazie, grazie davvero. Davvero. Al direttore... Buon lavoro, ciao. Grazie ciao, altrettanto al direttore Luigi Bacialli. Allora intanto vi ricordo un'altra cosa ancora
Il segretario regionale del Partito Democratico ci fa avere un comunicato. Il PD Veneto ha deciso di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal maltempo nella nostra regione, in particolare nel Bellunese e nel Vicentino, anche in altre zone. Domenica 11 saremo in molte piazze nella nostra regione con i gazebo per raccogliere fondi che faremo confluire nel conto corrente aperto della regione del Veneto. Questo è importante, ecco, non viene più aperto un conto corrente ulteriore, ma questi fondi confluiranno nel conto corrente che vedete in onda sempre nel nostro schermo, e discutere poi con i cittadini del dissesto idrogeologico e delle proposte che mettiamo in campo per farvi fronte, annuncia il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisato. Ancora un'altra notizia, e stiamo cercando di contattare il sottosegretario Vagnagava all'ambiente per capire che cosa ci dirà. Sappiamo che doveva essere anche lei in regione in queste ore da noi, del vicino Friuli Venezia Giulia, ex vice sindaco di Sacile, quindi conosce questi territori. 1 milione di euro destinati al recupero dei boschi devastati dall'altopiano di Asiago è il contributo che il sottosegretario invece Giorgetti ha deciso di destinare alla zona del Veneto nell'ambito delle iniziative sul centenario della Grande Guerra, per le quali ha una specifica delega. Prendo con particolare dispiacere, scrive Giorgetti al governatore Zaia, delle eccezionali circostanze di maltempo che si sono abbattute sulla regione Veneto e che hanno devastato tra l'altro i boschi dell'altopiano. Mettere in campo ogni misura necessaria per fronteggiare l'emergenza e aiutare i cittadini e le imprese a risollevarsi. A tal fine il governo si recherà nelle zone colpite. È il comunicato che avevamo letto anche questa mattina del Ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Vedo Lucio. Allora Lucio, sei riuscito ad arrivare ad Alleghe? Sì, pronto, mi sentite? Vai. Mi sentite? Riuscite a sentirmi? Sì, la linea è a te, vai. Allora, dunque, sono arrivato ad Alleghe, non so se regge la linea perché qui ci sono solo 2 chiavi ed è stata un'impresa trovare l'angolo che prendesse il segnale, però volevo farvi vedere che cos'è Alleghe adesso. Questo è uno degli affluenti che va al Cordevole, quella che vedete è il palazzetto, quello di Alleghe, e questo è il lago di Alleghe, diciamo in questo momento, quindi è una situazione ancora molto difficile qui ad Alleghe. Io sono arrivato su. Adesso Ferdinando, se tu sei d'accordo, adesso io prenderei e tornate un attimo in studio per cortesia. Sì. Tornate un attimo in studio, sì. Grazie, perché adesso... Come temo è saltata la linea. Come temo è saltata la linea, Lucio, vediamo se riusciamo a ricollegarci, lo avevi detto, ma è impossibile. Sarebbe una bella cosa, un bel segnale anche per la popolazione di Alleghe se tu riuscissi a incontrare alcuni di loro, magari anche la stessa Nili Riva che abbiamo sentito al telefono dopo aver cercato esatto. di contattarla dopo 48 ore. Vai Lucio! Ok, allora ascolta, io ho già sentito delle persone, adesso tu torna in studio, io giro la camera e vi faccio sentire le registrazioni prese qualche minuto fa. Un po' un problema, nel senso che la camera, le icone eccetera. Infatti è già saltato il collegamento. Allora Lucio, non ti sentiamo più, facciamo così, prova a spostarti leggermente, tu sai come calibrare il segnale, quindi appena sei pronto inviaci queste interviste e dico a Tony, Andrea, Alessandro Garanziera, le mandiamo in onda così come ci arrivano, anche se sono sporche, non ancora pronte, non tagliate correttamente, ma siccome sono le prime testimonianze da Alleghe che Lucio è riuscito a raccogliere e addirittura è riuscito a garantirci un collegamento, ma vedete quale difficoltà c'è, appena pronte mandiamole in onda. Queste sono ancora immagini poi di Barbara Todesco dal Monte Grappa in ginocchio, sembrava l'Apocalisse, vedete dai titoli che abbiamo mandato nelle scorse ore. Cosa dice l'Anci Veneto? Vediamo, chiede a tutti i comuni la disponibilità di personale a sostegno dei comuni della provincia di Belluno, questo è importante sull'emergenza maltempo. L'Anci Veneto chiede a tutti i comuni la massima disponibilità per mettere a disposizione il proprio personale a sostegno dei comuni della provincia di Belluno. Con urgenza si chiede di comunicare la disponibilità del proprio personale riportando le qualifiche e i periodi di disponibilità, scrivendo
ad anciveneto@anciveneto.org. C'è la pubblicità? Allora guardate, meglio ancora, sembra Prato della Valle ma non è Prato della Valle, ve lo posso assicurare, in queste immagini non è l'isola Memmia, questa è la zona del Piave. Vi facciamo sentire tra poco le primissime interviste che Lucio Zanato è riuscito già a raccogliere ad Alleghe. Vi ricordo, paese ancora isolato, soltanto ieri sera è arrivato il generatore di luce, ce l'ha detto la signora Nilli Riva, che è stata per giorni e giorni isolata e da sola, ha detto: noi ci siamo arrivati, abbiamo sentito alcuni residenti e quindi appena possibile le predisponiamo. Ora, tra un minuto di pubblicità, sentiremo alcuni residenti di quella zona. Dipendenza. Torniamo in diretta con la nostra edizione straordinaria, sono le 13:39, continuano a scorrere le immagini del Piave, ancora altre immagini dei Vigili del Fuoco dall'elicottero. Guardate non solo l'area golenare, quanti alberi ci sono, ogni volta è una battaglia, però è importante, l'avete sentito dire dagli esperti, come bisognerebbe rimuovere proprio gli alberi che ostruiscono il deflusso. Bisogna preparare la vasca di laminazione sulla quale bisogna procedere e in rapidità assoluta. Stiamo ricevendo, ve lo dico, le interviste registrate da Lucio Zanato pochi istanti fa ad Alleghe e appena pronte, così come ci sono arrivate, le trasmetteremo in diretta. Allora, evitiamo il turismo delle disgrazie, è stato ancora una volta l'appello di Luca Zaia. La montagna la faremo come prima e più di prima, migliore. I tronchi abbattuti in questo momento intasano la diga del Comelico in Val Visdende. Vediamo se riusciamo a mostrarvi anche queste immagini, eccole qua, Tony dal tablet, se ci potete aiutare. Cosa è successo? È sparita, eccola qua. Vediamo se, eccola qua, è che allargandola forse scatta, ecco la sensibilità del tablet. Ecco, le vedete, i tronchi sono tantissimi, come ce ne sono anche nel lago di Garda in questo momento, trasportati da quella galleria sotterranea che ha garantito, con il passaggio di 350 metri cubi al secondo, di alleggerire l'Adige, e evitando così problemi seri per la zona di Verona. Vediamo se ci sono altre fotografie. Eccolo qua, la vedete, guardate la diga, vedete il muro della diga e tutta questa parte marrone che vedete nella parte sinistra dello schermo sono pure ovviamente i tronchi che si sono staccati, sono stati sradicati, violentati dal territorio di montagna, e inevitabilmente in questo momento purtroppo spingono, e questo non è un dato positivo, spingono muovendosi anche nelle acque ulteriormente contro la diga, e questo ovviamente è un intervento che deve essere fatto anche il prima possibile per mettere in sicurezza l'area. Ecco qui un altro scatto, vediamo se riusciamo a inquadrarlo correttamente, magari senza, ecco, allargarlo, senza allargarlo. Questo è un'altra fotografia, ecco, grazie ragazzi. Appena pronta l'intervista ditemi che le trasmettiamo subito, datemi un aggiornamento. Intanto vi leggo altre notizie importanti: quasi 255.000 le utenze elettriche riattivate in Veneto e Friuli Venezia Giulia rispetto a lunedì, tra cui 3.900 clienti in provincia di Belluno, ma immagino che siano quelli restanti. Lo comunica Enel Distribuzione, specificando, eccolo qua, che rimangono circa 5.700 utenze disalimentate, principalmente seconde case e clienti situati nei comuni del Bellunese, dove persistono gravi problemi di viabilità, quali rischio frane o limitazioni al transito dei mezzi pesanti, questi ultimi necessari per il trasporto dei gruppi elettrogeni. Enel Distribuzione sottolinea di essere in costante contatto e coordinamento con le prefetture, e nel momento in cui perverrà la disponibilità di pieno transito da parte delle autorità competenti, effettuerà il trasporto e l'installazione di gruppi elettrogeni per completare il ripristino del servizio elettrico. Inoltre
Non appena le condizioni di visibilità lo consentiranno, ulteriori gruppi elettrogeni già presenti nel Bellunese e pronti per l'installazione verranno consegnati nelle aree più impervie attraverso l'utilizzo di elicotteri. Ecco, lo dicevamo stamattina, abbiamo visto decollare molti elicotteri dall'aeroporto di Belluno, nessuno di questi trasportava gruppi elettrogeni, era un buon segno perché evidentemente pensavamo degli oltre 200 già posizionati che di questi 200 potessero garantire l'illuminazione in gran parte delle zone ancora disastrate, ma evidentemente, l'abbiamo sentito, c'è ancora bisogno e questi gruppi elettrogeni sono presenti nell'area di soccorso e devono essere trasportati nelle prossime ore. Nicola, mi sai dire qualcosa? Queste sono sempre immagini del Piave, mi sembra la zona più a nord, Belluno? Mi sembra di sì, mi dite qualcosa? Cosa mi dite delle immagini di Alleghe, delle interviste? Tony? Ok, zaino bloccato appunto perché, come vi abbiamo detto, è molto complicato per noi riuscire a trasmettere le immagini in diretta. Tra poco dovrebbero atterrare Tiziana e Francesco, quindi Tiziana Bolognani e Francesco Ceron, che sono a bordo di uno degli elicotteri del soccorso, proprio perché Antena 3 possa documentare di fatto quasi in diretta quello che è stato il nostro viaggio sulle zone colpite da questo che ha tutte le sembianze di un terremoto. Non lo è stato, ma ci sono gli acquedotti saltati, manca la luce, manca la rete telefonica, è stato così per giorni e giorni, lentamente si sta tornando alla normalità delle comunicazioni, a parte l'asse viario che è disastrato con intere strade ancora non percorribili, ma davvero, l'abbiamo visto dall'effetto, da questi danni, è lo stesso effetto di un grave sisma. Qui è passato un tornado di forza 4, l'abbiamo visto molto bene dagli alberi in che condizioni sono ridotti. Vi chiedo se una parte almeno di quelle interviste siamo riusciti a registrarla prima che si interrompesse la linea. Proviamo comunque a mandarle in onda, quindi prima di ricollegarci poi con Lucio. Continua l'impegno dell'esercito italiano per fronteggiare l'emergenza maltempo eccezionale, perché c'è l'impiego dei militari fornito a supporto delle istituzioni locali in coordinamento con la protezione civile, che sta contribuendo a soccorrere, a lenire i disagi delle persone colpite dalle eccezionali piogge e dal forte vento. In particolare in Cadore sono intervenuti i militari del secondo reggimento Genio Guastatori di Trento, il reggimento Genio Ferroviari di Bologna, il terzo reggimento Genio di Udine, per concorrere al ripristino della viabilità, per interventi in emergenza e per i livelli di fiume dove sono arrivato, mi sono perso, e a rischio di esondazione, coordinati dal Comando Forze Operative Nord. In collaborazione con i Vigili del Fuoco, i militari stanno liberando le strade di maggior scorrimento dai detriti lasciati dal nubifragio nella provincia di Belluno, nella località di Auronzo di Cadore, dove siamo anche stati nelle scorse ore, ricorderete. Falcade, Roccapietore, Gosaldo, nell'area di Feltre, hanno messo a disposizione una piattaforma elevabile, indispensabile per le potature e gli interventi sui fabbricati. L'esercito sta portando in Veneto materiali per costruire delle opere di contenimento, e ovviamente qui si vede tutta la qualità del nostro esercito e i reggimenti del Genio, che sono straordinari in questo momento, in grado anche di costruire ponti in poco tempo. Loro sono fondamentali, cercate di capirlo in queste ore, mentre ancora vediamo l'elicottero a bordo del quale ha viaggiato questa mattina il governatore Luca Zaia per mostrare ad Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile Nazionale, le zone più colpite, prima di raccontare in diretta ad Antena 3 quello che hanno visto e quello che è necessario per le nostre aree. Un danno che ammonta ad almeno 1 miliardo di euro per il Veneto. C'è la pubblicità, ancora pochi istanti, poi vediamo se riusciamo a collegarci con Lucio Zanato, tra poco.